Buongiorno, bentornati a questa nostra maratona elettorale. Prendiamo il testimone dal direttore Luigi Bacciaglia, a cui lo cederemo dopo le 20:30 per la fase finale di questo racconto per voci, immagini, dati, informazioni su questa importantissima tornata elettorale. Che cosa sappiamo finora? Facciamo un po' di riepilogo di quello che è successo. Sappiamo che c'è stato l'esploit di Fratelli d'Italia, era stato ampiamente annunciato. Il Veneto è in linea con l'esploit che si è visto anche in altre regioni, poi vediamo le grafiche perché abbiamo già moltissimi dati sempre per quanto riguarda le europee. Sappiamo che la Lega ha fatto un passo indietro, sappiamo che il PD ha tenuto la posizione, sappiamo che altri partiti stanno risalendo la china e quindi cambierà sicuramente anche la geografia politica della nostra regione, con qualcuno che andrà in Europa, qualche consigliere regionale che andrà in Europa, qualcuno che entrerà in consiglio regionale, quindi davvero ci sono tantissime cose che cambieranno. Ovviamente la nostra notizia di giornata, quella che seguiremo in modo un po' più da vicino, è quella che riguarda il risultato di Bassano del Grappa. Dovrebbero essere iniziate in questo momento le operazioni di spoglio da tutti i seggi di tutta Italia e per quanto riguarda le comunali saremo a brevissimo in alcuni di questi seggi per capire come sta andando, perché la grande domanda che si fanno tutti, e questo vale soprattutto per Bassano, poi le situazioni in provincia di Vicenza e nel resto del Veneto potrebbero non essere queste, è se ci sarà un traino con l'esploit di voti di Fratelli d'Italia, quindi se quello che si è visto nelle europee si vedrà anche nelle comunali, oppure se i cittadini, i bassanesi in questo caso, avranno deciso di premiare un nome piuttosto che un altro in modo poi indipendente da quelli che sono i simboli sulla scheda elettorale, i simboli di questa campagna elettorale che abbiamo seguito per filo e per segno, dandovi tante notizie anche un po' in anteprima, perché alcune delle cose che poi sono successe ve le abbiamo raccontate nei nostri telegiornali. Questo giusto per capire dove stiamo andando, quindi cominciamo subito con i dati, cominciamo subito con gli ospiti. Avremo tantissimi ospiti in studio che ci parleranno, ci commenteranno, ci diranno la loro. Qualcuno entrerà da vincitore, magari uscirà da sconfitto perché nel frattempo arriveranno i dati, qualcun altro entrerà invece proprio da vincitore perché i dati hanno premiato la sua coalizione, il suo partito. Avremo tanti collegamenti da Bassano, dai seggi, dai comuni al voto. Tra l'altro alcuni comuni sappiamo già che hanno il loro sindaco, perché erano alcuni comuni relativamente piccoli che avevano come unico obiettivo superare il quorum e quindi battere l'astensionismo. Questo è successo per esempio a Lusiana Conco sull'altopiano dei 7 comuni, a Valbrenta sono stati confermati i sindaci Luca Ferrazzoli per quest'ultimo comune e Antonella Corradin per il comune altopianese. I cittadini sono andati al voto, poi questo lo vediamo man mano che passa il tempo. Avremo poi Skype, altri collegamenti, insomma potremo parlare con tutti quelli che saranno protagonisti di questa tornata elettorale. Detto questo, andiamo a vedere quelli che sono i risultati della tornata europea, perché sono risultati già ufficiali. Li vediamo con la regia di Fabio Verin e Alessandro Costacurta e Edoardo Alberti, che ci aiutano sempre con le nostre grafiche. Le vediamo da vicino. Allora, potete vedere che Fratelli d'Italia, questa è la provincia di Vicenza, ha fatto letteralmente il pieno, perché si attesta al 39,63%. Queste sono tutte le sezioni della provincia di Vicenza scrutinate e i voti raccolti da Fratelli d'Italia sono 152.000 e il Partito Democratico segue con il 17,21%, 66.000 voti. Ripeto, questi sono dati provinciali, poi andiamo a vederli comune per comune perché ci sono alcune informazioni piuttosto interessanti anche nei vari comuni. Adesso arrivano le notizie un po' più dolenti, perché la Lega è al 13,94% e vedremo fra poco che invece nell'ultima tornata europea la Lega
aveva un risultato molto davvero diverso. Poi seguono Forza Italia, che ha tenuto sostanzialmente e a scendere gli altri partiti. La sorpresa un po' in Veneto può essere quella di Alleanza Verdi e Sinistra, con la consigliera regionale Guarda, che potrebbe o è quasi sicura di un posto in Europa, perché poi ci sono tutti i vari capilista da stornare, poi li vediamo assieme anche le altre grafiche. Quindi vedete che nel podio è cambiato molto. Adesso noi torniamo in studio perché abbiamo già il primo ospite di giornata, che ringraziamo per essere qui. È un ospite di riguardo perché è il segretario cittadino della Lega di Bassano del Grappa, Andrea Viero. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, Andrea Viero, una campagna elettorale piuttosto complicata, risultati, ripetiamo, delle europee che al momento non premiano la Lega nemmeno a Bassano. Secondo lei che cosa è successo? Allora, è chiaro che c'è un partito trainante, fortissimo in questo momento, è Fratelli d'Italia. A 2 anni ormai delle politiche, il leader Giorgia Meloni si dimostra nuovamente una grande trascinatrice, lo ha fatto bene e il risultato è stato davvero importante, insomma ce lo aspettavamo anche di questa portata. È chiaro che poi ci siamo attestati al terzo posto, secondo posto come partito di centrodestra, però una riflessione va fatta, insomma, perché c'è stato un travaso importante sicuramente di voti in questi 5 anni. Allora, noi li vediamo assieme questi voti, perché abbiamo anche, lo facciamo anche vedere al segretario. Allora, vediamo, no? Questa è la circoscrizione orientale. Comunque, Fratelli d'Italia in questo caso ha preso il 32,99%, era un partito che nel 2019, eccolo qua, ci siamo preparati tutte le carte, Fratelli d'Italia nel 2019 aveva il 6,56, aveva solo poco più di 1000 voti. Da dove saltano fuori questi 5.000 voti in più, Viero? Beh, è innegabile che molto probabilmente gran parte di questi voti possono anche provenire dal nostro elettorato, quindi è chiaro che in politica ci sono dei cicli e nel 2019 eravamo noi la forza trainante del centrodestra in Veneto e non solo, lo siamo stati anche a Bassano del Grappa, grazie ovviamente al lavoro che aveva fatto il nostro leader Matteo Salvini, che aveva trascinato un partito che pareva ormai morto e sepolto. E la stessa cosa evidentemente è successo grazie al lavoro di Giorgia Meloni. In politica è così, ci sono dei cicli, ci sono degli alti e dei bassi. A proposito di alti e bassi, chiedo alla regia di far vedere questa grafica che abbiamo recuperato dal portale Eligento, quindi sono tutti dati ufficiali. Allora, Fratelli d'Italia, le ingrandiamo per i nostri telespettatori, dicevamo il 32,99% a Bassano con quasi 7.000 voti, il Partito Democratico più o meno regge, la Lega è scesa al 14,26 mentre era al 45,96, quindi avete perso un 30%, vi siete persi per strada 7.000 voti. 7.000 voti, dicevamo, un po' sono finiti sicuramente a Fratelli d'Italia, ma secondo voi si è tutto riversato su Fratelli d'Italia o parliamo anche di un'affluenza al voto bassissima, perché abbiamo perso un 10%, eravamo al 66, siamo al 57, vuol dire che i bassanesi non sono andati a votare, non sono stati colpiti da questa campagna elettorale, non hanno avuto voglia di correre alle urne. Altro dato che colpisce appunto è quello dell'astensionismo, perché effettivamente perdere quasi un 10% di elettori vuol dire che c'è un distaccamento sempre più ampio rispetto alla politica, rispetto all'impegno comunque civile rispetto a queste partite. Già quella è una fetta sicuramente importante, vuol dire che c'è disaffezione. Poi è chiaro che insomma molto probabilmente nell'ambito del centrodestra gran parte dei nostri voti sono confluiti comunque in un altro partito di centrodestra. Io adesso comincio con le domande un po' meno piacevoli, perché a questo punto, vedendo questi risultati, magari a voi della Lega può venire un po' di rammarico nell'aver diviso i percorsi all'inizio della campagna elettorale per le comunali, perché sommando i vostri voti con quelli di Fratelli d'Italia si aveva un primo turno
e si era già a festeggiare il sindaco. Ferdinando, permettimi una correzione, qui non si tratta di una scelta della Lega di aver diviso i percorsi, ormai quella è cronaca ed è storia passata. È chiaro che guardando la sommatoria dei numeri e molto probabilmente correndo uniti si sarebbe vinto sicuramente al primo turno, ma quella è un'altra partita. Siamo tutti consapevoli che è un risultato, quello di Fratelli d'Italia, importantissimo, ma questa è una partita, quella delle amministrative, che è completamente diversa. Ci sono 5 candidati sindaci, bisognerà capire anche le liste civiche in appoggio di questi candidati come sono andati a drenare eventualmente dei voti dai partiti politici, perché credo che questo sia normale, quindi diciamo che la partita è comunque ancora aperta. Nel 2019 la Lega a Bassano alle europee aveva preso il 45%, poi alle comunali era scesa al 29%. Nonostante ci fossero solo 3 candidati e comunque la Lega aveva fatto un ottimo risultato. Quindi diciamo che gli scenari possono essere di quelli più vari ancora. Effettivamente, lo vediamo anche da quest'altra grafica, sempre dal portale Eligendo, quindi dati ufficiali, queste sono le comunali. Bassano del Grappa lo vedete in questa linea che magari vi evidenziamo. Bassano del Grappa ha racimolato per le comunali un 55,68% di elettori che sono andati a votare, un numero piuttosto basso se lo mettiamo nel confronto anche ai comuni che vediamo vicino. Asigliano Veneto, vabbè, sono dimensioni diverse, ha fatto il 70, Caltrano il 61, Bressanvido il 64, Arsiero, tutti comuni piccoli, però molti più elettori, e nella tornata elettorale comunale precedente si era al 64,14%, è un 10% di elettori che anche in questo caso non sono andati a votare. E sì che la campagna elettorale è stata piuttosto vivace, se così possiamo dire, è un eufemismo, perché è stata una campagna elettorale letteralmente coi botti. Perché la gente non è andata a votare? Secondo lei, voi avete fatto tutta la campagna elettorale a braccetto con le persone, siete stati in piazza, nelle vie, ai mercati tutti i giorni e sembrava che ci fosse una reazione positiva dalla parte delle persone. Guardi, i 5 candidati sindaci sicuramente si sono mossi bene nel territorio, anche i dibattiti pubblici insomma sono stati sempre molto interessanti, ma sicuramente alcuni poco partecipati, cioè è quasi inspiegabile questo distaccamento anche a livello locale da parte dei cittadini rispetto alla politica. È anche vero che sia in Europa che a livello statale, che a livello regionale e comunale si attuano le decisioni per i cittadini, e quindi è strano che un cittadino non svolga la sua unica funzione, che è quella di provare a dire la propria anche nella cabina elettorale. Quindi questa è una disaffezione che deve far aprire un ragionamento, ma lo deve far aprire anche a livello sociale, perché forse tutto il terzo settore, tutta l'attività sociale che riguarda i quartieri sono in forte crisi, e anche lo è anche la politica. Non vi sentite un po' in colpa per non essere riusciti a trascinare tutte le persone che potevano venire a votare? Ci sono alcuni partiti che in questo momento, sempre con i risultati delle europee, si stanno letteralmente mangiando le mani perché dicono: abbiamo lasciato tutto il voto a Fratelli d'Italia e al PD, a Meloni e alla Schlein, quando invece potevamo portare anche i nostri, non ci siamo riusciti. Avete questo rammarico? Guardi, a livello locale credo che i candidati della Lega, che comunque a livello comunale correvano per se stessi, per il partito, per il nostro candidato sindaco, abbiano fatto anche un grande lavoro per le elezioni europee, perché alla fine si era a contatto con la gente, si facevano telefonate e si è fatto tutto il possibile e immaginabile. Vedremo poi se dal punto di vista delle amministrative questo lavoro ha pagato. È chiaro che in questo momento dal punto di vista invece delle elezioni europee il risultato sicuramente non è stato ottimale, però credo che l'impegno da parte della militanza leghista ci sia stato tutto. Parliamo allora della campagna elettorale, perché come si può dire, il riciclo all'interno di questa nostra maratona degli ospiti sarà molto veloce. Li teniamo un quarto d'ora, 20 minuti, poi sappiamo che hanno parecchio da fare perché c'è già lo spoglio in corso, quindi avremo molti ospiti con cui parleremo di tutti i temi. Che campagna elettorale è stata? Adesso bocce ferme, tutto chiuso. Possiamo dirlo, è stata una bella campagna elettorale o è stata una brutta campagna elettorale, come sostengono alcuni? Ovviamente do la mia opinione personale, e questa è la mia 4ª campagna elettorale per le amministrative, e per me è stata una delle più belle in assoluto. Il grande merito che ha il gruppo della Lega, il partito che rappresento, è aver sempre avuto la capacità di attirare comunque nuove persone. La nostra è una lista con età media di 40 anni, quindi io sarei già un fuori quota, e del merito insomma
del nostro direttivo, comunque di Nicola Finco, che ha sempre avuto la capacità di calamitare persone nuove. Questo ha reso la nostra campagna elettorale personalmente anche divertente. Allora, 2 indiscrezioni che le chiediamo. La prima sul candidato Nicola Finco, poi ce lo dirà lui perché lo sentiremo, ma come l'ha visto nelle ultime ore? Io ammiro sempre la grande capacità di Nicola di rimanere calmo anche in questi momenti comunque di tensione, come è normale che sia, cose che invece io non riesco a celare. Lui invece da questo punto di vista è un grande maestro. E la seconda cosa ancora più importante, c'è qualche indiscrezione? Arrivano già dati dai rappresentanti nei vari seggi? C'è qualche informazione sullo spoglio? Fermento c'è, però dati ancora sotto mano non ne ho. Allora, abbiamo capito che magari qualcosa è arrivato perché abbiamo visto Viero sbirsare il telefono. Sono le 2:15, ci sono alcune pratiche da sbrigare prima di cominciare a contare i voti. Immaginiamo che stia iniziando adesso proprio lo spoglio. Adesso noi fra poco lo salutiamo, lo lasciamo andare, sappiamo che si fermerà qualche minuto qui in una sala di decompressione fuori dal nostro studio. Se arriveranno dei voti, la promessa è quella di farcelo sapere, magari di dire in quel seggio c'è questa tendenza. Quindi, allora, Andrea Viero, grazie per essere stato con noi. È stato sempre un piacere. Ci rivediamo di sicuro nel corso della giornata, perché Bassano è il nostro obiettivo principale oggi. Ci sarà a una certa ora, ci sarà da festeggiare o da fare i conti. Ci sono anche delle famose trasmissioni televisive in cui a un certo punto si va da chi ha vinto. Vedremo se le nostre truppe verranno nella vostra sede o andranno nella sede di qualcun altro. Grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo. Buon lavoro. Allora, noi andiamo avanti, ringraziamo Andrea Viero e andiamo avanti con un po' di dati che ci sono arrivati. Allora, questo che vediamo in questa grafica, sempre con la regia di Fabio Verin, sono quelli del comune di Bassano del Grappa. Sono ufficiali, sono le europee, sono ormai cristallizzati. Vediamo che, come abbiamo visto poco fa, Fratelli Italia, Giorgia Meloni, ha preso 6.700 voti, ovvero il 32,99% dei voti a Bassano del Grappa, che quasi sono la sommatoria di quelli del PD e della Lega. Ma andiamo a vedere come sono state suddivise le preferenze. Allora, le abbiamo qui nel nostro computer. Vedete che il traino di avere il nome del capo politico, ovvero Giorgia Meloni, ha portato 1.696 solo a Bassano preferenze. Queste sono le preferenze dei bassanesi. E la seconda per preferenze a Bassano è Elena Donazzan, che ha raggiunto solo a Bassano 1.655 preferenze personali. Sono una manciata di preferenze in meno rispetto a Giorgia Meloni. Quindi l'assessore regionale Elena Donazzan ormai, insomma, con questi dati è praticamente certa di andare in Europa. Poi la raggiungeremo, poi la sentiremo, però vedete che sono appunto le preferenze personali che fanno la differenza, anche perché poi il terzo, chiamiamo classificato, se ci passate il termine, è Sergio Berlato, che ne ha 339, c'è una differenza piuttosto sostanziale. Adesso abbiamo un altro ospite in studio dal quale andiamo immediatamente, poi andiamo a vederci qualche altro dato. Abbiamo Luca Rebellato, sindaco di Nove, grazie per essere venuto qui da noi. Sindaco, allora, oggi questa l'ha vista da spettatore come tornata elettorale, quindi un po' più di calma rispetto magari all'ospite che abbiamo avuto, Andrea Viero, della Lega di Bassano, che invece era un po' più sulla graticola. Com'è andata? Come l'avete vista questa tornata elettorale? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio Rete Veneta per l'invito. La nostra effettivamente è stata una campagna elettorale vissuta dall'esterno. Abbiamo potuto guardare quello che è successo dalla finestra e devo dire che insomma i risultati sono abbastanza importanti sia per il centrodestra, ma purtroppo devo dire anche per il centrosinistra, perché a livello europeo notiamo un paese completamente diviso a metà. Se facciamo la sommatoria dei voti vedo che sia il centrodestra e il centrosinistra un po' si dividono le poltrone. A livello regionale i risultati sono sicuramente più verso il centrodestra. Fratelli d'Italia ha fatto il pieno, come si suol dire, e penso sarà di traino anche nelle elezioni, nei risultati delle elezioni locali.
Allora, andiamo a vedere il suo comune per quanto riguarda le europee, così diamo un'occhiata anche a come è andata a Nove, perché insomma è importante sapere nei vari comuni come vanno le cose. Allora, Nove, eccolo qua, molto semplice, l'abbiamo raggiunto. Allora, Fratelli d'Italia, anche in questo caso, primo partito con un 36,68%, secondo, 31,68%, sì. Secondo informato il sindaco perché no, stavo leggendo. Il secondo, il PD a 21,40%, terza la Lega 17,82%, quarto Forza Italia. Sì. Vi aspettavate questa suddivisione o pensavate che magari la Lega potesse fare un po' meglio nel vostro territorio? Ma sicuramente la Lega ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro territorio, ha sempre avuto numeri importanti e questa flessione sicuramente farà riflettere. Certo è che a livello, ripeto, nazionale Fratelli d'Italia ha fatto da traino ed è sicuramente un motore che ha portato poi nei comuni limitrofi, nei comuni locali, questa tipologia di risultato. Da notare anche Forza Italia, perché anche Forza Italia ha avuto in ambito nazionale, ha superato la Lega, e anche se a livello locale i risultati sono stati un po' più modesti ma in crescita. Quindi questo asse di centrodestra un po' rimescola le carte, ecco, però da un punto di vista complessivo è un gruppo che messo assieme ha una forte potenza a livello territoriale. Ecco, dicevamo, è un gruppo che messo assieme, ne parlavamo anche con Andrea Viero, sommando tutti i voti arriva veramente a cifre importanti e supera ovviamente il 50% già al primo turno. Le faccio una domanda, poi veda lei se intende rispondere o meno, perché ci sono anche rapporti di vicinato da gestire. Queste divisioni che capitano poi in campagna elettorale o quando si va al voto in un comune tra partiti che invece messi assieme potrebbero raggiungere il sindaco senza far troppa fatica, sono utili per un risultato del centrodestra oppure bisognerebbe insomma passare un po' sopra a queste cose? Ma io mi auspicavo un accordo sinceramente tra il centrodestra e di questo un po' mi rammarico. Il fatto che si siano presentati divisi con i due candidati sindaci, questo sicuramente penalizza il centrodestra e darà sicuramente un aiuto al centro-sinistra. Mi aspetto un ballottaggio tra le due figure, centrodestra e centro-sinistra. Adesso vedremo le prime notizie perché lo spoglio è appena iniziato. La speranza, ripeto, è che possa continuare il governo di centrodestra, perché con Elena avevamo iniziato un'ottima collaborazione, perché Bassano deve fare da paese trainante per il territorio ed avere comunque la filiera politica unita, questo può giovare esclusivamente al territorio e ai cittadini. Ecco, quindi anche lei è d'accordo nel dire che Bassano comunque deve avere una leadership politica, strategica, territoriale per tutto quello che è la pedemontana, possiamo dire, la vecchia provincia di Bassano, insomma. Esatto, esatto. Sicuramente le cose da fare sono ancora tante, si possono raggiungere degli obiettivi essendo coesi, essendo uniti ed avendo comunque una unica ideologia politica, perché poi la filiera, come dicevo, parte dal governo, passa per la regione e arriva ai comuni. È una filiera che è necessaria e indispensabile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo predisposti non solo come singolo comune ma proprio come gruppo di lavoro territoriale. Sindaco, le chiedo un'altra cosa che riguarda l'Europa. Abbiamo parlato del molto vicino, ovvero di Bassano, che è il dirimpettaio. L'Europa è molto lontana perché sappiamo che la distanza è abissale. È davvero abissale la distanza? A voi di Nove cambia molto che vada qualcuno piuttosto che qualcun altro in Europa? È importante la rappresentanza a livello europeo, perché anche se l'Europa non può legiferare, ma comunque può dare degli ottimi indicatori di quello che deve essere fatto a livello comunitario. Avere una nostra rappresentante in Elena Donazan è sicuramente un punto di forza, è una persona che ha grandi capacità, ottime preparazioni professionali,
Sinceramente sono un po' dispiaciuto sia per Morena Martini che per Elisabetta, per l'adotto, Isabella, perché sinceramente ci avrei sperato di riuscire a fare un unplane per poter avere 3 figure territoriali rappresentanti in Europa. Sarebbe stato veramente una grossa opportunità e i risultati li avremmo comunque visti. Allora, noi sappiamo al momento, sono dati ancora non del tutto definitivi, ma insomma potrebbero essere quelli, che per quanto riguarda Fratelli d'Italia gli eurodeputati saranno Giorgia Meloni come capolista, ma ovviamente poi i big decidono in quale collegio andare. Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciriani e Daniele Polato, e a questo punto anche Pier Giacomo Sibiano, credo, vista la lista. Insomma, è una bella squadra di eurodeputati che può pesare molto per un territorio come il nostro. Sicuramente, dove l'asse era quasi esclusivamente in capo alla PPE, adesso c'è l'opportunità di avere una maggiore rappresentanza verso il centro-destra e quindi una maggiore incidenza su quelle che saranno le iniziative e gli obiettivi da portare a termine per rivalutare il nostro territorio. Allora, adesso io le chiedo di stare qui magari per ascoltare il nostro collegamento. Abbiamo in collegamento Monica Smiderle e Andrea Zonta, ex vice sindaco di Bassano, per alcune prime informazioni. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo in questo momento con il collega Renzo Rigon al seggio di San Vito, che ricordiamo essere anche il quartiere più popoloso della città di Bassano del Grappa. Con me c'è il vice sindaco uscente di Bassano Andrea Zonta per appunto un primo commento. Gli scrutini sono iniziati da pochissimi minuti, insomma da circa 20-25 minuti. Ha già le prime informazioni? Zonta? No, allora le prime informazioni no, perché stanno facendo in questo momento la selezione tra i vari candidati sindaco, per cui dovremo attendere perlomeno, penso, circa un'ora prima di avere almeno dei dati su quelle che sono le percentuali dei candidati sindaco. La nostra analisi però può partire dai risultati delle elezioni europee, con Fratelli d'Italia che ha fatto il pieno con il 32,99% delle preferenze a Bassano del Grappa. Andrea Zonta, quanto può influenzare anche l'esito delle elezioni comunali? Ricordiamo che Bassano è una città che fa più di 15.000 abitanti e quindi nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco raggiungesse il 50% più 1 delle preferenze, si andrà al ballottaggio. Quindi quanto il risultato di Fratelli d'Italia può andare ad influenzare l'esito delle comunali? Beh, allora sicuramente il nostro pensiero è quello che Fratelli d'Italia tenga i numeri anche nelle comunali. Questo non vuol dire che non ci sarà il ballottaggio, perché i numeri, la matematica, con 5 candidati sindaco su una media di 100 non permette probabilmente che al primo turno qualcuno passi direttamente, ma l'importante è esserci e andare al ballottaggio, e con questi numeri ci si può andare, e soprattutto andare al ballottaggio con il maggior percentuale possibile, perché questa poi vada a influenzare sugli eventuali apparentamenti. Questo ci dice anche però Zonta che un centrodestra unito che si presentava con un unico candidato sindaco probabilmente avrebbe permesso al candidato di vincere al primo turno. Questo sicuramente, noi come Fratelli d'Italia abbiamo sempre sostenuto, non è andata così certamente non per colpa nostra, per cui accettiamo la situazione e cerchiamo di, come si dice a scuola, di andare agli esami di riparazione e di far bene almeno con quelli. Senta, ci aiuta nell'analisi anche qualche dato storico, perché nel 2019, anno in cui a Bassano si è votato per le amministrative e anche per le europee, dunque una situazione analoga a quella di oggi, la Lega, che in quel momento era il partito trainante, fece il 45,96% alle europee, dato che scese al 29,41% alle amministrative.
amministrative, quindi è vero che non sempre il voto politico delle europee rispecchia poi il voto delle elezioni amministrative comunali, perché di mezzo ci sono anche tante liste civiche e spesso si votano le persone più che i partiti. Ma questo sicuramente è vero, dobbiamo anche ricordare che nella coalizione di centrodestra la volta scorsa c'era la lista Pavan che, se non erro male, ha fatto intorno al 15-16%. 14,34. Questo è il numero corretto, e quel 14,34 popoli di centrodestra qualcosa l'ha eroso sicuramente dalle europee. Che cosa vi ha augurato? Ricordiamo che lei è candidato con Fratelli d'Italia. Ma ripeto, come ho detto prima, speriamo di tenere il numero, siamo consci e coscienti che magari qualche punto lo perderemo, ma siamo convinti di stare ben vicini tra 25 e 30%, che è quello che ci eravamo preposti di raggiungere in città. Chi andrà al ballottaggio secondo lei? Se i numeri sono quelli delle europee, direi noi con Campagnolo. Ferdinando, hai qualche domanda? Noi naturalmente siamo a disposizione. Certamente Monica, visto che hai parlato di ballottaggi, chiederei ad Andrea Zonta se si può pensare a un ritorno di fiamma nel caso si andasse al ballottaggio per tornare assieme al gruppo di Finco. Ne parlavamo pochi minuti fa prima della diretta. È possibile pensare eventualmente, nel caso in cui Elena Pavan andasse al ballottaggio, un dialogo con la Lega, secondo lei? I dialoghi sono sempre aperti, però dobbiamo attendere i risultati, perché il dialogo poi lo si va a fare con chi, potendosi alleare con noi, fa il risultato migliore. Ferdinando, a te. Molto bene Monica, abbiamo sentito la risposta, intanto ringraziamo Monica Smidel e Andrea Zonta. Allora, avete visto, intanto la tensione dipinta sul volto di un politico come Andrea Zonta, che ne ha vista, è uno che a Bassano è stato sempre molto in vista negli ultimi tempi, anche come assessore ha sempre risposto a tutte le istanze, anche alle polemiche, e ci ha sempre messo la faccia. Vederlo un po' tirato in questo momento vuol dire che la tensione, come abbiamo visto Andrea Viero pochi minuti fa, è palpabile, quindi sarà sicuramente una corsa che è quella nella quale vi accompagneremo, molto, molto interessante. Torniamo però del sindaco di Nove, Luca Rebellato. Allora, ha sentito, il rammarico è nella bocca di tutti per un centrodestra diviso, ma visto che abbiamo parlato del piccolo, ovvero dei comuni, del molto grande, dell'Europa, parliamo della regione. Secondo lei è giusto che Fratelli d'Italia adesso metta la bandierina sul Veneto con questo risultato? Se ne è già parlato? Ma adesso è un po' prematuro andare a discutere di quelli che può essere il futuro della regione. Quello che è importante è che il gruppo di centrodestra trovi la quadra, individui una persona di spessore, una persona che abbia le caratteristiche del nostro premier uscente e si concentri su un nominativo. È importantissimo, ripeto, perché arrivare uniti alle elezioni è già una vittoria acquisita. Quello che è successo a Bassano deve in qualche maniera insegnare. Allora, con questo monito noi ringraziamo il sindaco di Nove, Luca Rebellato, grazie per essere stato con noi. Ci vedremo magari per commentare questa tornata elettorale. Sappiamo che anche voi, da buoni vicini di casa, starete davanti alla TV per quello che è possibile, con impegni lavorativi per tutto il pomeriggio. Grazie mille. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti i sindaci. Bene. Anche a lei, visto che comunque ce n'è di lavoro da fare, sappiamo che fare il sindaco in questo periodo non è semplicissimo, quindi sia per i sindaci eletti, quelli che saranno eletti, che quelli che naturalmente stanno già lavorando. Allora adesso, finché il nostro ospite ci saluta, vediamo come è stato organizzato il sito del comune di Bassano del Grappa per quanto riguarda le informazioni che arrivano ad oggi, quindi vedete molto intuitivo. Ripercorriamo i nostri protagonisti, ripercorriamo i nostri candidati. Allora, Roberto Marin con Impegno per Bassano e Azione
con Calenda, Roberto Marin, ex vice sindaco dell'era Pavan, se n'è andato sbattendo la porta per differenze di vedute piuttosto forti, piuttosto importanti con la sindaca, e il suo ruolo era un centrodestra, insomma è un candidato che potrebbe andare a sgranocchiare qualcosa, passateci il termine, sia al centro che a centrodestra. Subito dopo viene Roberto Campagnolo, curiosamente ex vice sindaco, anche lui vice sindaco dell'era Poletto, la sua compagine Partito Democratico, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Bassano, passione comune per Campagnolo. Sindaco, anche lui ha avuto il suo bel da fare in campagna elettorale. Poi scendiamo. Giovanni Zen, detto da tutti Gianni Zen, con È il momento, una formazione nata proprio a ridosso di questa campagna elettorale, molti giovani, d'altronde Gianni Zen, un preside che lavorava con i giovani perché ormai sappiamo l'età della pensione è arrivata, e quindi una compagine piuttosto fuori dagli schemi in questa campagna elettorale, anche per le proposte. Poi Democrazia Cristiana, Finco sindaco per Bassano, Forza Italia, Lega, Nicola Finco. Anche qui una compagine che all'inizio è stata definita da molti piuttosto inusuale, che spostava verso il centro le ambizioni della Lega, perché Forza Italia comunque è una forza moderata, e con la rinata Democrazia Cristiana, di cui parleremo fra pochissimo. Quindi Elena Pavan, Fratelli Italia, Forza Bassano, Coraggio Italia, Elena Pavan sindaco, la sindaca uscente. Poi ripercorriamo magari con qualcuno dei protagonisti di quella vicenda la frattura con la Lega, i pregressi di cui vi abbiamo raccontato anche con indiscrezioni all'interno dei nostri telegiornali, tutta una rincorsa che poi è andata a finire, come era stato suggerito da qualcuno, ovvero con una rottura clamorosa con la Lega, che l'aveva invece sostenuta, portata in palmo di mano 5 anni fa, e l'ingresso, la partecipazione di Fratelli d'Italia e Coraggio Italia. Allora, torniamo in studio perché abbiamo un nuovo ospite, che ha riportato una forza politica a Bassano come non si vedeva da qualche anno, Luigi D'Agrò, Democrazia Cristiana. Grazie per essere venuto. Grazie a voi per l'invito. Allora, D'Agrò, lei di tornate elettorali ne ha viste tante, perché la sua esperienza è piuttosto corposa in politica a tutti i livelli, sappiamo. Che cos'è successo stavolta? Partiamo naturalmente da quello di cui abbiamo i dati, ovvero dalle europee, l'exploit di Fratelli d'Italia, il crollo della Lega, il PD che bene o male se la cava, dinamiche stranissime rispetto a qualche anno fa. Beh, non è vero, perché tanto per intenderci abbiamo visto l'exploit di Renzi, abbiamo visto l'esploit di Salvini, abbiamo visto l'esploit di 5 Stelle. Siamo in piena sintonia col trend della cosiddetta società liquida, quindi di fatto ogni elezione, soprattutto quella regionale, sembra che dia la stura a una novità o lasciare all'elettorato il campo libero, e quindi di far aleggiare messaggi anche distorti, perché quando in Italia, per esempio, la sinistra ecologista fa questo grandissimo balzo in avanti, e invece in Germania c'è una retromissione notevole a indici percentuali bassi, mi domando qual è la differenza. Mi scusi, pensavo di aver chiuso tutto, invece non è vero. Il bello della diretta è anche questo, ma andiamo avanti. Dicevamo appunto i temi di queste campagne elettorali, ma soprattutto i risultati in questo momento. Quello che poteva essere visto come un grande cambiamento, abbiamo detto, fa parte invece di una ciclicità che magari si è ridotta rispetto al passato. Rispetto al passato, cioè il passato aveva degli ben definiti quadri. Si vinceva le elezioni passando dal +1
al -4, dal +4 al -1, ma adesso si passa quando si fanno dei salti notevolissimi. Guardi, io credo che sia nelle regole di questo tempo e quindi probabilmente c'è euforia, ma bisogna stare attenti al messaggio, perché 49% di votanti in Italia, 4% di schede bianche, mi pare 5 nulle, Dio mio, vai al 40%, e l'altro 60% dov'è? Cioè, le domande in democrazia devono essere, non è l'euforia. E che vuol dire? Che anche queste elezioni sono state preparate probabilmente all'insegna degli spritz e non del grande dibattito sull'Europa, a grandi candidati che si sono dati da fare, ma a non un messaggio vero profondo sul meccanismo da mettere in piedi per vedere quanto l'Italia potrà contare, in questo caso il Veneto potrà contare in Europa. Insomma, cose semplici è di questo tempo, ma le cose complesse hanno bisogno di complessità. Allora, è molto complesso anche il sistema di rilevamento dei dati. Noi possiamo farvi vedere i primissimi dati che arrivano da Bassano. Prendeteli con le pinze ovviamente, perché sono 5 voti, 4 voti, 3 voti. Però i primi voti di Bassano ci dicono questo: 5 voti per Roberto Campagnolo, 41,67%, 33,3% a Nicola Finco, 25% Roberto Marin, 0,0 Elena Pavan e Gianni Zen. Ripetiamo, è poco più di un gioco in questo momento, poco più di una curiosità, perché ovviamente con pochi voti così è impossibile fare delle stime. Però se il buon giorno si vede dal mattino, e ovviamente saremo smentiti perché le cose vanno sempre così. Lei che cosa si aspetta da questa tornata elettorale? Si è fatto un'idea? Un'inversione della formula. In altri termini, nelle europee correva un movimento libero. Qui è un movimento che ha assaporato gli ultimi 5 anni e ha 300 ragazzi, donne e uomini che corrono e hanno corso per seminare fra gli amici, i parenti e quant'altro. Quindi è molto facile che la tendenza sia quella di vedere un rovesciamento di fronte. In altri termini, magari io ho detto il voto utile su 2 candidati per quanto riguardava il primo turno, dando per scontato che Campagnolo ce l'avrebbe fatta già ad essere al ballottaggio. I 2 candidati già lei li immagina e ritenevo che il voto utile fosse su questi. Infatti ritengo che su quei 2 candidati la battaglia vada compiuta fino all'ultimo voto. Le chiedo invece una cosa molto più personale, nel mentre che io vado alla ricerca di qualche altra informazione. Com'è stato tornare in campagna elettorale? Com'è stata questa campagna elettorale per lei personalmente? Da perdere la voce, prima di tutto. E si sente, se ci permette. Da perdere la voce e poi anche, direi, completamente diversa rispetto alle altre. Insomma, partecipavo a molti dibattiti, questa volta mi sono trovato invece a sentire le persone a casa o lungo la strada e quindi a farmi fare delle domande alle quali delle volte è quasi difficile, per come vengono poste, dare una risposta. Cioè c'è un malumore. Ho sempre detto che a Bassano c'è una società sdrucita che ha bisogno di essere rilegata. Manca in effetti un tema fondamentale, la comunità che si rapporta con la politica. Sembra l'inverso, cioè che la politica non esca dalla comunità. Ecco, a proposito di questo, quali sono state le istanze e le richieste dei cittadini durante questa campagna elettorale? Perché magari a noi qui ne arrivano tante, perché le persone fanno riferimento a Rete Veneta per tanti loro problemi, però magari la gente con voi della politica parla di qualcos'altro. Quali erano le richieste dei cittadini? Ma guardi,
probabilmente per il fatto generazionale a me sono rivolti molte persone anziane, ma ho anche avuto modo di sentire ragazzi. Il primo problema è le liste sanità per le visite mediche. Quelle le ho sentite da tutte le parti, un decadimento, non me ne voglia il direttore generale, che viene percepito e verso l'ospedale di Bassano, e mi dispiace perché la sanità va sempre difesa e puntellata per il verso giusto, e poi la solitudine degli anziani, quasi un reclamare posti di aggregazione, non più un solo posto di aggregazione, ma tanti posti di aggregazione. Questo è il dato. E poi ho sentito anche ragazzi entusiasti, ma probabilmente anche sopra le righe, sostanzialmente sicuri di sé, ma non concludenti verso l'appeal che la politica deve avere attraverso sì la grande passione, ma anche il sottile ragionamento. Adesso, diciamo, mettiamola così, finisce questa tornata elettorale, vada come vada, che cosa farà la Democrazia Cristiana, che è tornata per poi finire in naftalina, o insomma è tornata per rappresentare una forza politica coinvolgente su Bassano? Ma guardi, se fossi in naftalina probabilmente Renzi non avrebbe superato il 4%. Ha sbagliato e si ritrova con l'area delle isole, dove il primo partito è Forza Italia. Quindi un'inversione anche qui politica di quello che è lì un centro moderato, tutto il resto del paese invece una destra che viene rappresentata in modo particolare da Forza Italia, e poi dai 500.000 voti di Vannacci, 500.000 voti che sono un quarto dell'elettorato della Lega, e quindi Salvini ha avuto naso a salvarsi in quel modo. Quindi non siamo in naftalina, perché tanto per intenderci quel risultato che si vede nelle isole è quello che noi non paventiamo, perché è difficile oggi già di immaginare quel tipo di exploit, ma pensiamo gradualmente di potervi accedere in un'area moderata, in un campo largo, in un terzo polo rispetto ai due poli che in cui pare oggi essere incamminata la politica italiana, cioè il confronto che c'è stato, il polarizzato fra la Schlein, che non è amata a sinistra ma stranissimamente è stata votata, e la Meloni, che è amata a destra ma non piace al mondo cosiddetto moderato del centrodestra. In altri termini vede che ha fatto un risultato di questo genere, ma stranissimamente ha fatto anche in modo che a un altro 5% dell'elettorato non andasse a votare. Parliamo di percentuali, se ne arrivano, con Monica Smider, ancora in collegamento con noi. Buongiorno Monica, ci sono novità? Rieccoci nuovamente in diretta dal seggio di San Vito. Novità ancora non ce ne sono, ti dirò che c'è grande fermento, c'è anche un po' di preoccupazione, volti preoccupati dei rappresentanti di qualche rappresentante di lista che è presente qui e che presidia lo spoglio delle schede. Con me c'è Enrico Franzini, che è candidato della Lega a supporto di Nicola Finco. Allora, questo risultato della Lega all'Europea è 14,26, sceso dal 45,96 sempre della Lega alle elezioni europee del 2019. Che cosa non funziona, Franzini? Ma allora era comunque fisiologico, perché 5 anni fa è stato fatto un risultato eccezionale e chiaramente c'era da aspettarselo, perché comunque sono cambiati gli equilibri di partito anche con i nostri, diciamo, partiti di supporto a livello nazionale, quindi con Fratelli d'Italia, e chiaramente l'equilibrio è un po' cambiato, però devo dire che in ogni caso stiamo reggendo bene anche a livello, diciamo, nazionale, quindi io sono comunque soddisfatto. È chiaro che
c'è un po' di preoccupazione perché, ripeto, gli equilibri sono cambiati e quindi siamo in attesa, comunque aspettiamo un attimo, ecco, non c'è ancora nulla di deciso. È in corso appunto lo scrutinio, lo spoglio delle schede, che sensazione ha? Ma sensazione è ancora presto perché non c'è ancora un dato anche soltanto provvisorio, però c'è una sorta di positività, sono comunque ottimista. Chiaramente il ballottaggio probabilmente sarà l'obiettivo al quale noi a questo punto puntiamo. Quindi... Visto che lei mi parla di ballottaggio, no? Il grande tema è: il centrodestra tornerà unito eventualmente al ballottaggio? Potranno esserci incontri, dialoghi tra Finco e Pavan? Beh, queste sono dinamiche superiori, nel senso che saranno le varie direzioni che decideranno il da farsi. Chiaramente pensando comunque a quello che è il rapporto a livello nazionale, presumo che ci sarà in ogni caso una sorta di collaborazione, ma questo saranno i vertici a deciderlo, i candidati nel caso in cui fosse necessario si parleranno, ecco, credo proprio di sì. È possibile pensare ad una Lega che tiene il 14,26 o che migliora il risultato delle europee alle comunali? Beh, io spero almeno pareggiare questo dato, ma sono fiducioso che sia superiore, perché comunque l'aria è sempre stata positiva, la nostra squadra è una squadra eccezionale, quindi come soprattutto il nostro candidato sindaco Nicola Finco, e quindi direi che c'è positività che si possa migliorare. So che lei ha qualche foto, no? Arrivano le prime fotografie, le prime info. Ci sono alcuni quartieri dove so che stiamo andando molto bene. Tipo Campese è una nostra roccaforte, quindi sono fiducioso che non sia l'unico quartiere, anzi che sia comunque il nostro punto di riferimento, ma non solo. Qualche altra anticipazione ce l'ha? No, per adesso no. È ancora presto. Ferdinando, siamo a disposizione ovviamente. Monica, allora io torno in studio con il nostro ospite Luigi D'Agro. Ovviamente se arrivano altre indiscrezioni, anzi te ne do una al volo che puoi condividere con i tuoi ospiti. Dal sito del comune, pochissimi voti appena caricati, ma c'è... Parliamo di pochi voti, quindi prendiamo con le pinze. Campagnolo al 41%, Finco al 33%, Marin al 25%, gli altri zero. Ripeto, sono cifre basse, però se vuoi diffonderle con i tuoi ospiti magari un po' di fermento si aggiunge. Noi ringraziamo Monica Smidele, certo. Torniamo dal nostro ospite in studio, Luigi D'Agro. Allora, abbiamo sentito la tensione, abbiamo visto la tensione sul volto di tutti i candidati, tutte le persone che partecipano a questo spoglio, però c'è una domanda che tutti si fanno e che noi facciamo a lei in quanto rappresentante di una forza politica che fino a poco fa non c'era. Si può andare a un apparentamento con Fratelli d'Italia e la Pavan, eventualmente al secondo turno? Voi sareste disposti per ricreare un grande centrodestra oppure dite no, è così e basta? La politica è tutto e il contrario di tutto. Però se questa vocazione a spostarsi da parte della Lega e di Forza Italia diventa strategico, non è pensabile un ritorno all'ovile. Quindi questa è la... Chiaro, cioè in altri termini, se lo spostamento è avvenuto per le tensioni che c'erano fra i due partiti che facevano parte del centrodestra e si sono spostati verso una posizione centrale dell'asset politico, mi domando se è strategico, non può esserci un ritorno a casa. E allora vedremo come andrà a finire questa tornata elettorale. Le chiediamo... Ma le ripeto, sì? In politica non dire mai mai. Questa ce la scriviamo. Una sua personale visione in questo momento, come andrà a finire? Credo che Campagnolo, come mi pare che anche da cose di questo genere qui, sia sicuramente, e per il ballottaggio al secondo posto, nonostante lo 0 voti dato al Pavan, credo che sia Pavan Finco. Il ballottaggio per chi va
al ballottaggio. Il ballottaggio per andare al ballottaggio. Benissimo, allora Luigi D'Agrò, la ringraziamo per essere stato con noi, la ringraziamo anche per la disponibilità in campagna elettorale a parlarci dei temi che avete portato avanti. Ci rivedremo fra qualche giorno con un nuovo asset, diciamo, con una nuova forma di questo comune di Bassano. Grazie ancora. Grazie a voi. Noi ringraziamo il nostro ospite. Allora, andiamo avanti con le informazioni che arrivano dal territorio. C'è Mirko Cavallin che, poi magari siamo smentiti dai fatti, ma ci pare di vederlo a Cartigliano. È possibile, Mirko? È molto possibile, conosci bene questa zona, Villa Morosini di Cappello, sede municipale dove tra l'altro hanno sede 3 delle sezioni elettorali del comune. Abbiamo già dei dati che insomma dicono più di una tendenza. Germano Racchella, sindaco uscente, è in netto vantaggio sullo sfidante Gianluigi Pellanda. Sezione di Scalchi, Racchella 109 voti, Pellanda 63. Sezione 2, Racchella 393 voti, adesso. Pellanda 135, sezione 3 Racchella 230, Pellanda 102, quindi attendiamo a minuti anche la sezione numero 1 di fatto per ufficializzare la riconferma di Germano Racchella a sindaco di Cartigliano. Abbiamo contattato poco fa proprio il primo cittadino che ci ha detto: come da tradizione io seguo lo spoglio da casa mia, e quindi però sarà questione di minuti perché poi arrivi qui in municipio. Ovviamente cercheremo di avere anche la voce di quello che sembra al momento essere lo sconfitto Gianluigi Pellanda, quindi conferma con percentuali importanti per Racchella qui a Cartigliano, con un'affluenza che adesso vi recupero, un'affluenza per il dato comunale che è stata del 58,25%, dato di ieri sera. 1935 i cittadini che hanno espresso il loro voto per quanto riguarda le comunali. Poi ve lo anticipo, il nostro giro proseguirà e sull'altopiano di Asiago, a Lusiana Conco, e poi in altri comuni, a cominciare da Tezze sul Brenta, dove c'è un'altra sfida a 2, mentre altre sfide hanno 3 candidati, ma ve le racconteremo nel corso del pomeriggio. Grazie Mirko Cavallin, naturalmente se riusciamo a raggiungere anche qualche candidato molto bene. Sappiamo che in questa tornata elettorale tanti ci hanno detto che seguiranno lo spoglio da casa, abbiamo tanti candidati che invece di restare in una sede, è anche un po' passata la moda delle sedi elettorali, forse una volta c'era un po' più di, non dico di attenzione, però un po' più di spazio di manovra con le sedi elettorali, e adesso si gioca un po' al risparmio per vari motivi. Quindi tanti candidati ci hanno detto: no, io me ne sto a casa, chiuso dentro casa mia, vi guardo ovviamente e raccolgo i dati che mi arrivano dai vari seggi. Qualcuno che di elezioni se ne intende, perché è una carriera politica piuttosto importante, quella di Orio Mocellin. Buongiorno, grazie per l'invito. Con noi. Allora, Orio Mocellin è il primo rappresentante di Forza Italia che arriva qui oggi. Come è andata? Parliamo delle europee prima di tutto. Forza Italia nelle europee è salita, l'equilibrio di Tajani, credo, la non voler la guerra, il senso di essere un moderato, la sua, diciamo, presenza come ministro, perché è sempre un po' dappertutto, però ha dato l'idea di un uomo stabile che ha saputo cogliere, diciamo, l'eredità di Berlusconi e fare la propria, probabilmente anche non essere più vincolato da un leader. È emerso il vero Tajani, che sembrava un po' più moscio, invece devo dire che è una bella figura, quindi credo abbia lui fatto da traino. Ecco, può esserci naturalmente un traino di Tajani per quanto riguarda gli europei, però poi alla fine i voti bisogna raccoglierli, vi passi il termine, casa per casa, e Forza Italia è un partito che è cresciuto molto ultimamente. Ci sono stati passaggi importanti anche da altri partiti che hanno portato esponenti anche storici di altre situazioni. Il segretario del nostro partito, Tosi, vedi altre figure che... Ecco, che cosa è successo in questi ultimi mesi? Come mai Forza Italia è diventata così autorevole? Quello che dicevo prima, questo equilibrio, la scelta anche delle persone, il nuovo modo di approntare la politica, condividere, diciamo,
Prima c'erano i partiti che avevano una scuola politica, la vecchia DC, adesso però si comincia con gli incontri, con la collaborazione, far crescere anche i giovani e credere e trasmettere quindi anche nelle famiglie questa credibilità che è importante. Stupisce però che alle europee tanti voti si faccia fatica a capirli, cioè se penso che Sinistra e Verdi hanno preso quanto Forza Italia, che è un partito radicato che ha una storia, diciamo, lascia dei dubbi su come la gente si sposti o su quali sensibilità si spostino. Ecco, passiamo dal molto grande al locale invece. Com'è stata questa campagna elettorale? È stata lunga, è stata difficile perché abbiamo avuto solo poco tempo fa le idee chiare, c'è stato un lungo momento di attesa, non si sapeva che si finiva il centrodestra spaccato e quindi la presa di posizione di dire al nostro candidato Mariano Scotton fai il sindaco per rompere un po' i giochi, poi la sua saggezza nel ritirarsi e quindi è stata una doppia campagna, prima per arrivare a formare le liste senza sapere nemmeno con chi candidato sindaco avremmo corso, poi ci è sciolta un po' la progesi e abbiamo capito e anche la Fratelli d'Italia che si è visto un po' chiuso, si è appoggiato all'ex sindaco che credo che prima contestassero anche. Ecco, mentre la nostra regia cerca le prime dichiarazioni di Tajani appunto su questa tornata elettorale, le chiedo, è cambiato qualcosa anche nel modo di fare politica sul territorio? Lei che ha fatto, insomma, vice sindaco a Pove, quindi sindaco 10 anni. È cambiato il modo di rapportarsi con i cittadini? Ma credo che i cittadini un pochino più cerchino di capire come funziona. Il cittadino poi adesso guarda anche forse troppo i social e quindi chi sa bene seguire, farsi promozione a volte riesce a sembrare migliore anche di quello che è, però la realtà la dobbiamo accettare, i giovani sono molto social e i diversi giovani cominciano per non sentirsi indietro a seguire e quindi è cambiato un po'. Una volta andavi in una famiglia e gli dicevi come votare, ti ringraziavano, oggi devi chiedere gentilmente se ti possono dare un sostegno, a quale area appartieni, quindi ecco, non ricevi più un grazie se gli dici io sono di questa ideologia, mi dai un sostegno. E poi nelle amministrative credo che valga molto la stima della persona. Decisamente abbiamo visto alcune situazioni veramente clamorose rispetto alla situazione politica generale, proprio perché c'era un nome, un volto invece di un altro. Ma sentiamo le dichiarazioni di Tajani nel post voto, così poi le commentiamo con Orio Mocellin. Il progetto è stato promosso dai cittadini italiani, non abbiamo avuto molto tempo per ottenere questo risultato di cui siamo molto soddisfatti, però abbiamo il tempo per arrivare a un ottimo risultato alle elezioni politiche, quindi siamo, ripeto, pronti a non risparmiarci. Molto soddisfatti per come i cittadini italiani, e li ringraziamo di cuore, hanno accolto la nostra proposta. Continueremo a illustrarla su tutto il territorio nazionale, dalla Val d'Aosta a Pantelleria, perché siamo convinti che ci sia ancora grande spazio e che siamo soltanto all'inizio di un percorso. Aver raggiunto le percentuali che abbiamo raggiunto oggi significa che possiamo veramente fare molto, ma molto di più, e dicevo, lo spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, guardando anche a chi non è andato a votare, perché c'è un altro problema, recuperare chi non è andato a votare, sarà uno spazio che cercheremo di occupare con grande impegno a partire da domani mattina. Allora, vediamo ancora la grafica con i voti di Bassano per capire se è cambiato qualcosa, perché qui ogni minuto è buono per capire da che parte andiamo. Poi torniamo dal nostro ospite. Allora vediamo che sono sempre informazioni relative a una manciata
di voti, poi come si diceva probabilmente saremo smentiti dai risultati che vedremo più avanti, però intanto questo è quello che ci si dice. Allora, un po' per scaramanzia e un po' per dati poi ufficiali, pare che Campagnolo sarà uno di quelli che arrivano al ballottaggio, però vi dico, possiamo dirvi qualcosa che ci arriva dai seggi. Allora, Pavan al seggio 1, però dobbiamo capire, 116 voti, Campagnolo 104, Finco 86, seggio 13 provvisorio, Campagnolo 142, Pavan 127, Finco 94, Zen 61, Marin 49, seggio 12 provvisorio, Pavan 216, Campagnolo 187, Finco 126, Marin 49, Zen dovrebbero arrivare fra poco i dati. Questi sono proprio dati freschissimi che ci arrivano proprio dai seggi mentre vengono raccolti, addirittura non sono ancora stati caricati sui portali perché proprio sono immediati. Allora, stando così le cose, si profilerebbe, però poi sappiamo che tutto può cambiare con un paio di quartieri importanti, si profilerebbe un ballottaggio Campagnolo-Pavan. Ripetiamo, è presto, si tratta di poche centinaia di voti, sono un po' di più rispetto a quelli che abbiamo visto un paio di minuti fa con le nostre grafiche, però ci danno una direzione. È una direzione che vi aspettavate o no? Difficile dire se ce l'aspettavamo, perché era difficile fare previsioni. E io mi auguro anche che Finco possa ancora crescere. È chiaro che un po' c'è l'effetto di Fratelli d'Italia che trascina, e soprattutto una sinistra con una buona alleanza. Non ce l'aspettavamo, però ecco, ne cantavamo vittoria prima. Quindi io credo che sia l'importante, come diceva prima Tajani, crescere piano piano, c'è tempo nella vita, certo. Però è chiaro che da questi primi voti il ballottaggio è quasi delineato, poi bisognerà, come dicevi tu correttamente, aspettare altri quartieri, perché credo che Bassano sia molto frazionata anche come ideologie, come zone. Sì. Ecco, Bassano vive di alcune particolarità come questa, ne ha parlato prima un nostro ospite, delle roccaforti, ovvero c'è un seggio, un quartiere in cui un candidato è fortissimo e nel quartiere vicino, per mille motivi, per rapporti, per modi di rapportarsi, invece la situazione è completamente ribaltata. C'è da dire che ovviamente però è poco. 3 su 3 danno già una specie di. Sì, 3 su 3 ci danno qualcosina di. Per esempio, c'è questo, adesso io purtroppo il seggio 13, vediamo se riesco a trovarlo. Qual è nella geografia, non ce l'abbiamo in questo momento. Per esempio il seggio 13 che vede Campagnolo avanti con 142 voti e tutti gli altri dietro, mentre Campagnolo insomma è secondo in tutti gli altri seggi. È troppo presto per dire va a finire così. Però chi va in parte dicono a volte. Indipendentemente dal risultato finale di questa tornata elettorale, Forza Italia rinasce come forza molto più moderata rispetto a prima, magari prima con queste partecipazioni di centrodestra più forti aveva una connotazione spostata, invece adesso è molto più centrale. Sì, molto più equilibrata nelle loro ideologie, è molto più vicina al centro. Vedi anche la nostra alleanza, che praticamente è un po' una novità, che poteva avere anche una storia in futuro a livello regionale, avvicinarsi al centro, e quindi è la forza, come dice Tajani, di equilibrio, di garanzia rispetto magari a puntate che a volte possono sembrare estreme. Però sì, la nostra area è quella del centrodestra, e quindi nell'apparentamento eventuale, diciamo, quella dovrebbe essere, insomma. Allora, ci arriva una notizia proprio al volo di un Racchella
a quota 455 voti, mentre Pellanda 168 è il seggio 1 di Cartigliano, quindi come ci aveva annunciato il nostro Mirko Cavallin la situazione è delineata. Ma adesso andiamo in un altro comune del territorio, andiamo a Massanzago, dove c'è la nostra Chiara Gaiani che ci aspetta per aggiornarci. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti siamo a Massanzago in compagnia del nuovo sindaco di Massanzago, sindaca Sabrina Schiavone. La ringraziamo per averci raggiunto. Nel comune di Massanzago c'era un unico candidato, quindi il rischio era quello del quorum e fino a metà pomeriggio insomma avete un po' tremato. Sì, devo dire che proprio nel primo pomeriggio ha cominciato la cittadinanza a rispondere molto bene al nostro invito anche al voto, e per questo devo ringraziare i cittadini e la loro affluenza. Siamo riusciti a raggiungere circa un 56% e quindi ci hanno dato fiducia, questa è la cosa più importante. Ecco, lei è stata vice sindaco fino a praticamente oggi, quindi è un lavoro che continua il vostro. Sì. Io dico sempre che è stata la nostra squadra a vincere e che c'è un binomio di continuità e anche di rinnovamento all'interno della nostra squadra, per cui andiamo avanti in continuità su quelli che sono i progetti che abbiamo in opera, in corso e anche in addivenire per migliorare la vivibilità del nostro comune. Ecco, ne approfittiamo per farvi vedere questo splendido parco che ho alle mie spalle, è il parco della Villa Comunale, è davvero un parco molto bello. Ci vuole raccontare qualcosa di questa splendida villa dove siamo? Allora, è una villa in cui sono molto importanti gli affreschi che ci sono all'interno, sono gli affreschi del Tiepolo. È una villa molto rinomata, appunto come dice lei, con un bel parco dove si fanno anche delle feste da parte delle nostre associazioni, in particolar modo della Proloco. Da poco è stata inserita anche la nostra Villa Baglioni sulla quella che è la rete Europa, ma anche il Tiepolo e le ville venete, per cui è da visitare, invito tutti quanti a venirla a vedere, ha degli affreschi del Settecento molto belli. Ecco, chiuderei con una nota. Ci sono due comuni della Federazione del Campo Sampieriese, ve l'avevamo già raccontato questa mattina, che hanno avuto un unico candidato sindaco, due comuni che hanno avuto due donne come candidato sindaco. L'amministrazione è donna, siete un po' più coraggiose? Ma devo dire no, non penso sia questo. Io penso di essere stata premiata non tanto per il fatto di essere donna, ma perché da 25 anni lavoro qui presso la farmacia del paese. Da 10 anni sono vice sindaco e quindi penso abbiano premiato più che altro la persona e la fiducia che hanno nei miei confronti, ma ripeto, soprattutto della squadra nel completo. Io ragiono sempre in termini di persone e di squadra. L'ultima cosa, il lavoro del sindaco è sempre più difficile. Sì, questa era una delle paure che avevo principalmente, e anche nell'accettare questa sfida ci ho pensato molto proprio per questo motivo, ma avendo anche alle mie spalle delle persone che hanno molta competenza, ci tengo a dire che mi hanno dato coraggio ad affrontare questa sfida, diciamo. Ecco, bene, non so Ferdinando se hai altre domande da studio. Ma io chiedo, visto che nei comuni più piccoli ci si sposta un po' dai grandi flussi della politica di cui stiamo discutendo, si parla dell'esploit di Fratelli d'Italia, dei rapporti fra Europa e poi magari gli equilibri regionali, chiediamo invece a questo sindaco, i piccoli comuni di cosa hanno bisogno adesso, finite le elezioni, la prima di cosa di cui hanno bisogno i comuni del Veneto, qual è? Ecco, mi chiede da studio Ferdinando Garavello qual è la cosa di cui hanno bisogno i piccoli comuni. Pare insomma che anche per i cittadini l'Europa sia molto lontana. Adesso un comune come Massanzago che ha 7-8 mila abitanti, sì. Giusto? Sì, abbiamo 6.000 abitanti. Ecco, quali sono le necessità principali? Beh, principalmente abbiamo bisogno, noi facciamo parte della Federazione dei Comuni, per cui abbiamo già lì un supporto che è a livello sovracomunale. Dobbiamo cercare di essere più vicini alle giovani famiglie, ma soprattutto anche agli anziani, alle persone che hanno dei disagi. Ci siamo già, ma ovviamente con contributi che arrivano e a livello regionale e a livello
europeo riusciremo a fare qualcosa di più. Ci piacerebbe molto avere un quartiere moderno con una struttura co-housing, in un concetto di rete fra quelle che sono le giovani famiglie e anche le persone che sono sole, cioè creare comunità, questa è la cosa più importante. Sì, giusto, grazie Sindaco, mi sembra davvero una proposta bellissima, perché per chi non lo sapesse da casa, Massanzago come prima Villa del Conte fa parte di quella federazione dei comuni nata ormai credo 25-30 anni fa. Sono 10 comuni dell'Alta Padovana che fanno sinergia e hanno unito anche molti servizi, dall'ufficio tributi alla polizia locale, viene gestita insieme. Questo comunque dà un aiuto ai piccoli comuni. Dà un aiuto soprattutto agli uffici, nel momento in cui c'è la necessità, avere un supporto come la Federazione dei Comuni è molto importante. Ecco Ferdinando. Grazie Chiara, noi ringraziamo Chiara Gaiani, la sua ospite, ovviamente complimenti alla sindaca, e torniamo in studio per chiedere invece al nostro ospite Orio Mocelli. Abbiamo parlato di piccoli comuni, bisogna ricreare un territorio che cammina tutto assieme, come il bassanese, insomma Pove guarda a Bassano ovviamente, ma non sempre la leadership del comune più importante del territorio è stata usata per fare leva in questi anni, anche in passato abbiamo visto una Bassano a volte marginale rispetto ad alcune strategie regionali. È importante avere un comune come Bassano che guida gli altri. Sì, il comune capofila del territorio è importante. Per esempio l'Unione del Bassanese può dare dei servizi utili, adesso la COC e altre, diciamo, Centrale Unica di Committenza, altre attività dove trovi delle persone specializzate. La fusione invece va sempre presa un po' con le pinze, l'ha visto anche Ferrazzoli che ha unito 4 comuni, però non è stato semplice lavorare, si allunga un po' il territorio, gli operai o il personale sono pochi. Invece credo che questa sia proprio la marcia giusta, avere delle strutture dove tu puoi trovare il professionista oppure chi si interessa di bandi oppure altre cose, perché gli uffici dei singoli comuni non sono strutturati per avere alte specialità, quindi è importante proprio sapere essere in rete con chi ti può dare l'informazione giusta al momento giusto e ti può togliere dei dubbi. Vada come vada, dicevamo, Forza Italia fra 1 anno, 2 anni, 5 anni, cosa farà qui a Bassano e dintorni? Ma bisogna vedere intanto come amministrano adesso, perché abbiamo visto in questi anni come i voti si spostino veramente in maniera rapida. Renzi, la Lega, altri partiti che improvvisamente si sono trovati sulle stelle e poi sono caduti. Ecco, io penso che la crescita lenta è come quando uno fa una dieta, se tu dimagrisci troppo in fretta poi non è stabile, ma una crescita ponderata, maturata possa essere veramente, che dia il senso di continuità, e credo che l'Italia ha anche bisogno di persone moderate, di equilibrio, insomma, sia di destra che di sinistra, ma non di estremità. In questo momento abbiamo visto proprio alcune punte emergere anche in Europa, non solo. In Europa in questo momento abbiamo, se non gli estremismi, ma proprio vediamo quello che può succedere. Sì, quello che può succedere. Allora, con questo augurio, con questo auspicio, noi liberiamo il nostro ospite. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la tornata elettorale, vedremo poi come andrà a finire, come si suol dire. Noi torniamo in studio, ringraziamo. Che chi vince amministri bene Bassano. Ecco, l'essere moderati passa anche da questo, l'augurio a chiunque sia che porti a casa la vittoria di governare bene Bassano, una cosa che magari non tutti dicono. Poi Orio Mocelli è un signore fuori e dentro dal campo. Fuori e dentro dal campo. Allora, nel frattempo noi vediamo se ci sono altri risultati, però possiamo già dirvi, manca ancora l'ufficialità in alcuni casi, che ci sono parecchi sindaci già riconfermati, ci dicono che a Bressanvido ad esempio sia stato riconfermato Luca Franzè, Luciana Conco avevamo già confermato Antonella Corradin, Luca Vendramin a Pianese, poi ripetiamo su tutti i dati che dobbiamo confermare, Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, Edoardo Tomasetto a Pozzo Leone e Luca Ferrazzoli a Valbrenta. Adesso, visto che abbiamo fatto dei nomi, per esempio andiamo a sentire le prime dichiarazioni di Luca Ferrazzoli che abbiamo raccolto poco fa. Siamo andati in Valbrenta
un comune nuovo, comune relativamente nuovo, giovane, con tutta una situazione molto particolare, che ha vissuto momenti di grande difficoltà negli ultimi tempi anche a causa delle frane, un comune che doveva lottare contro l'astensionismo e non c'era alcuna lista civetta, per esempio, in quel comune, che può annullare l'effetto astensionismo per raggiungere il quorum in modo senza dover lottare con il quorum, e il sindaco Luca Ferrazzoli era stato molto chiaro su questo argomento e l'obiettivo è stato raggiunto, ma sentiamo cosa ci ha detto. Questa riconferma, era preoccupato l'avversario politico, alla fine era il quorum? Sì, era il quorum, c'è sempre la preoccupazione, soprattutto per chi come noi viene da un percorso particolare che è di aggregazione, e quindi un malcontento può sempre esserci, e l'elezione è il momento in cui va misurato. Quindi noi siamo veramente felici per l'affluenza delle persone, che è stata veramente significativa, perché se pensiamo a quasi un 64% con una lista unica, insomma è tanta roba. Ovviamente c'è la felicità, ma prima di tutto c'è il senso di responsabilità, nel senso che i cittadini si sono affidati ancora una volta a noi, abbiamo degli impegni importanti che partono da lontano, e quindi speriamo, insomma, che questo quinquennio sia anche quello che ci consente di porre fine, di ultimare, di realizzare le tante cose che abbiamo messo in cantiere. È la quarta volta, ha fatto 2 mandati a Cismon, adesso 2 in Val Brenta. Comunque l'elezione è sempre un momento particolare, perché governare non è facile, si fanno tanti sacrifici, e la legittimazione popolare è sempre importante, perché comunque dà un'energia, come dicevo, un senso di responsabilità, ma anche una forza. Insomma, si ha una comunità sulle spalle, e sentirla presente è assolutamente importante. Un quarto mandato senza opposizione. Sì, è un quarto mandato senza opposizione. Noi l'abbiamo detto in più di un'occasione, ci sarebbe piaciuto confrontarci con altre idee della nostra comunità, con altre visioni. Non significa che un'opposizione non ci sia, nel senso che c'è chi è stato a casa, chi ha stimolato, insomma, il fatto che i cittadini non partecipino al voto, però insomma la risposta è stata forte. Avete sentito le parole di Luca Ferrazzoli, rieletto contro l'astensionismo. Sono tanti i temi dei comuni, magari piccoli, magari diffusi, magari alcuni comuni di confine, che devono fare i conti con situazioni molto molto complicate, e in questo caso addirittura ci sarà un mandato senza opposizione, senza minoranza, e se in alcuni casi è indispensabile questa presenza, in altri casi per l'amministrazione, chiamiamola così, ordinaria e straordinaria come quella di alcuni comuni, insomma, può succedere anche questo. Allora, notizie che ci arrivano dal territorio: noi abbiamo le nostre truppe, i nostri giornalisti che stanno lavorando per raccogliere informazioni ufficiali di collegamento, chiamiamolo così, Alex Giuliano, che ci porta ogni minuto dati aggiornati. Allora, Cartigliano, mi dicono ufficiale la riconferma di Germano Rachella. Vi avevamo detto poco fa i dati del seggio 1 erano 3-1 addirittura per il sindaco uscente. Dovremmo riuscire a raggiungerlo fra pochi minuti per farvi sentire le sue prime parole di nuovo alla guida di Cartigliano. Poi ci dicono, anche questa informazione da prendere con le pinze, a Mussolente in vantaggio Mazzocco, ex assessore alla sicurezza a Bassano. Aveva destato un po' di scalpore la sua scelta di scendere in campo a Mussolente ed è in vantaggio. Ripetiamo, è tutto da vedere, tutto da valutare. Altra informazione che ci passano adesso i nostri colleghi nei vari seggi è un'informazione che ricalca più o meno quello che vi avevamo detto poco fa, ovvero che a Bassano sono avanti in questo momento soprattutto Elena Pavan e Roberto Campagnolo. Allora, questi dati sono ormai vecchi perché sono stati superati. I dati che invece ci dicono essere più freschi, adesso ve li recuperiamo, li ripetiamo perché ve li avevamo dati, ma li avevamo dati proprio di corsa. Allora, Pavan in questo momento avrebbe raccolto
500 voti in 3 seggi, ovvio quelli che ci sono arrivati, contro i 350 voti di Campagnolo, 400 voti di Campagnolo, e Finco stenta a superare quota 100 nei vari seggi. Finco adesso è a quota 250 qualcosa nei pochi seggi che abbiamo, quindi vi ripetiamo, è tutto in via di definizione. Sarà una lunga corsa fino a stasera, arriveranno dati ogni minuto e potrebbero essere sovvertiti quelli che vi abbiamo dato un minuto prima, quindi il bello della diretta, il bello di avere giornalisti sul campo e tutte le possibilità di accedere a tutte le informazioni online è proprio questa, perché tutto può cambiare, quindi vi invitiamo a rimanere collegati a stare davanti alla televisione su Rete Veneta per vedere che cosa succede. C'è da dire in questo momento, e magari ne parliamo poi, lo approfondiamo in modo più approfondito, che Gianni Zen e Roberto Marin sarebbero un po' indietro rispetto agli altri 3 candidati. 3 candidati, come abbiamo già detto, Pavan avanti assieme a Campagnolo, un po' avanti rispetto a Campagnolo, Finco che insegue, ma stanno ancora per arrivare le seggi cosiddette roccaforte di Nicola Finco, dalle quali ci si aspetta un'infornata di voti per il candidato della coalizione supportata anche dalla Lega. Allora, se noi siamo pronti, possiamo andare. Se noi siamo pronti, possiamo andare ancora da Monica Smiderle. Monica, cominciano ad arrivare i primi dati, le prime informazioni, le prime indiscrezioni. Che cosa succede? Raccontacelo. Eccoci nuovamente in diretta, Ferdinando. Ci siamo spostati dal seggio di San Vito a San Lazzaro. Con me c'è Manuel Remonato, candidato della lista civica. È il momento. Allora, quali sono le ultime novità? Come sta andando questo scrutinio? Per me è un'emozione, perché è la prima volta che appunto vivo questo scrutinio. Io ho visto quello di San Fortunato, per noi sta andando bene, adesso i risultati sono ufficiosi, però è un bel 18% per questi risultati ufficiosi, quindi adesso speriamo, vediamo le altre liste. Questo è comunque un territorio che viviamo molto anche noi, è stato bello comunque che i bassanesi abbiano dato anche fiducia alle persone, questo per noi è stato molto importante. Ricordiamo che la lista civica È il momento ha espresso come candidato sindaco Gianni Zen. Sì, Gianni Zen è il nostro candidato sindaco, una persona che davvero in questo percorso è stata fondamentale per noi, perché ha saputo creare davvero un gruppo di persone che si sono affacciate alla politica e che io dico faranno anche il futuro e la futura storia appunto di Bassano nel mondo politico, quindi questa è una cosa davvero molto bella per noi e ne siamo orgogliosi. A che cosa puntate? A quale risultato? Oppure insomma a che cosa sperate? Tra di noi non ce lo siamo detti, perché abbiamo detto siamo partiti a gennaio, la gente non ci conosceva, il nostro obiettivo principale era far conoscere il nostro logo e il nostro nome e noi come persone. Poi sarebbe bello anche semplicemente arrivare a un 8%, per noi sarebbe bellissimo, però non lo sappiamo, davvero non ce lo siamo mai detti col gruppo, perché per noi non è importante questo in realtà, ma è l'inizio di un percorso che da qui in avanti vuole essere un percorso davvero serio, dove su Bassano vogliamo lavorarci, quindi per noi questa è la cosa più fondamentale, non ci scoraggeremo neanche se il risultato sarà davvero anche al di sotto delle aspettative, non sarà un problema. Quindi sono state gettate le basi di un progetto politico che va ben oltre queste elezioni amministrative. Va ben oltre e soprattutto vuole essere un progetto politico che porta la gentilezza nella politica di Bassano. Noi continuiamo a ripetercelo, abbiamo fatto la campagna senza attaccare, vorremmo portarlo in consiglio comunale, nelle sedi delle istituzioni e provare davvero a portare una politica non solo nei contenuti diversi, ma anche e soprattutto nei modi, e quindi questo per noi è molto importante. Qualcuno, uscendo da qualche confronto tra i sindaci, ha detto c'è troppo fair play in questa campagna elettorale. Il fair play secondo me è anche una cosa bella, perché è facile anche essere contenti quando si vede un po' anche di sfida. In realtà il fair play secondo me l'abbiamo anche portato noi all'interno di questa campagna. Si dovrebbe parlare ancora di più dei temi, perché il fair play, se non si parla dei temi, è un fair play finto. Se si parla dei temi, il fair play è sulle proposte, può essere anche un bel confronto, però sempre con il rispetto alla base. Quindi per noi questo rimane importante. Il fair play sui temi no, i temi sono diversi e è giusto discuterne.
Senta Remonato, allora lo scrutinio delle schede è in corso, si dovrà attendere ancora un pochino per avere insomma un primo quadro della situazione, ma in vista di un possibile ballottaggio voi siete pronti al dialogo ed eventualmente con chi? Noi eravamo pronti al dialogo ancora a febbraio, abbiamo fatto questo dialogo, siamo ancora pronti al dialogo, con chi rispetta quello che è il nostro programma che abbiamo già presentato ai cittadini bassanesi, che è un programma importante e anche molto puntuale, e oltre al programma anche, come dicevo prima, che rispetta anche un metodo di far politica non conflittuale ma per il bene della città. Noi lavoreremo per tutti i 5 anni in Consiglio Comunale per il bene della città e non andremo a mettere davanti confronti che possono essere di tipo di parte contro quello che è il benessere della città, e così andremo avanti nei prossimi giorni anche a decidere poi cosa fare in quello che sarà il risultato. Mantenete insomma, nonostante la fatica di questa campagna elettorale, ancora tanto entusiasmo? Lo manteniamo, continueremo a mantenerlo, non abbiamo paura poi del confronto con le altre forze perché siamo convinti che possiamo mantenere il nostro metodo e il nostro modo che abbiamo proposto alla città anche in un confronto con le forze politiche. Ferdinando, c'è qualche domanda da studio? Noi siamo ovviamente a disposizione. Monica, io ti chiederei, visto che è il momento, insomma, una coalizione molto giovane che si è affacciata in una campagna elettorale che a tratti è stata anche piuttosto sanguinosa, passateci il termine perché abbiamo visto anche colpi bassi, attacchi. Questi ragazzi, queste ragazze, che cosa hanno visto in campagna elettorale? Si sono spaventati o dicono noi rimaniamo così comunque? È stata definita in effetti, Ferdinando, la lista dei giovani, no? Parlando in giro per la città qualcuno diceva io voto i giovani, no? La lista dei giovani. Questa campagna elettorale come vi è sembrata dal vostro punto di osservazione, e soprattutto mantenete comunque i toni della gentilezza con l'obiettivo il benessere della città? Vi cambia un po' l'esperienza di questa campagna elettorale? Allora, sul tema della lista dei giovani, quello che ci è dispiaciuto è associare la parola giovani alla parola inesperti. In realtà, esco anche oggi, stamattina, che mi sono preso mezza giornata di lavoro. Io in fabbrica in questo momento sto seguendo 400 persone, ho 31 anni, ci sono delle fabbriche in Veneto che in questa cosa ci credono, e non solo fabbriche, ci sono persone anche che nella nostra lista sono davvero anche lavorano in vari ambiti e portano questo essere giovani ma non inesperti. Noi ci stiamo candidando con competenza, vogliamo continuare a portarla, vogliamo continuare a far vedere ai bassanesi che noi su questo ci puntiamo e faremo vedere che come giovani saremo costanti nel far politica, avremo la competenza nel farlo e studieremo i temi senza essere, come tanti, anche superficiali in quello che è l'approccio alla politica bassanese. Lo vedremo con il tempo. No alla superficialità, insomma bisogna essere preparati, giovani ma non inesperti, e questo poi il messaggio di è il momento, e manterrete queste vostre caratteristiche anche nel caso insomma in cui ci sia la possibilità di andare avanti poi in amministrazione comunale. Ferdinando. Noi rientriamo in studio, in bocca al lupo naturalmente anche ai rappresentanti di È il Momento, e torneremo a parlare con i vari seggi. Adesso Monica avrà fra poco sicuramente qualche dato in più da darci sulla situazione. Lasciamo da parte per un attimo Bassano, cominciamo a guardarci attorno. Allora, ci dicono che, dati non ancora ufficiali, ma che a Solagna abbia vinto Stefano Bertoncello, sindaco uscente con Insieme per la Comunità. Facciamo vedere la grafica, questa è una grafica ferma di Eligendo, ma è giusto per far vedere quali sono le forze in campo. Allora, Insieme per la Comunità, Stefano Bertoncello ce lo danno vincitore a pochi minuti fa, Marco Vanzo per il bene comune Solagna e Laura Carraro con Ora per Solagna. In questo momento ci danno vincitore Stefano Bertoncello, sindaco uscente di Solagna. Chiediamo naturalmente ai nostri colleghi di verificare questa informazione. Altre informazioni invece che possiamo darvi, che ci arrivano dai nostri giornalisti, è che
a Mussolente sia avanti e in modo anche piuttosto incisivo Claudio Mazzocco. Claudio Mazzocco sarebbe avanti in quasi tutti i seggi. Andiamo a vedere un attimo la grafica di Mussolente, perché poi avremo anche altri ospiti con cui parlare della situazione. Allora vediamo questa grafica anche qui, Eligendo ha un po' i suoi tempi, magari potremo passare a noi qualche informazione a loro. Allora, Claudio Mazzocco avanti con Casoni Mussolente, Mazzocco Claudio sindaco, Vivere insieme Mussolente Casoni Massimo Berton e Elena Bontorin con il nuovo patto Uniti per Casoni e Mussolente. Allora, ripetiamo, Solagna Bertoncello vincente e Mussolente Mazzocco avanti. Allora vediamo queste informazioni che ci arrivano. Lo vedete, è una continua corsa ad avere dati. Allora chiedo alla regia se possiamo collegarci con Tezze, se abbiamo già la possibilità o se aspettiamo qualche istante. Allora andiamo da Mirko Cavallini a Tezze, lo vediamo con Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco, buongiorno Mirko. Buongiorno Ferdinando, ben ritrovati, 2 passi di distanza da Cartigliano Aquilo. Intanto vi do il dato definitivo di Cartigliano, 72% di preferenze per Germano Racchella, che proveremo a sentire tra poco. Qui stanno arrivando a Tezze sul Brenta dati molto favorevoli al sindaco in carica Luigi Pellanda, 411 contro 133 per Mocellin, a Granella, 500 contro 114 a Stroppari, 622 contro 152 a Campagnari, 448 contro 119. Insomma, sindaco, al di là della prudenza d'obbligo, mi pare una conferma con ampi numeri. Sì, aspettiamo il risultato finale di tutti i seggi. Questi primi 4 seggi che sono arrivati i risultati, insomma, mi danno con un ampio margine di vantaggio rispetto al candidato Mocellin. Da cosa ripartire per quanto riguarda Tezze dopo 5 anni che per tutti sono stati difficili? Tanti primi cittadini hanno citato il Covid, ovviamente. Ma ripartire da dove siamo finora arrivati, quindi continuare il nostro programma, il programma che abbiamo iniziato 5 anni fa, che è stato in gran parte realizzato, qualcosa è rimasto ancora da fare, altre opere e altri interventi sul territorio li abbiamo in programma, per cui da domani mattina gambe in spalla e si ricomincia nuovamente, anche se non si è mai fermati. Com'è stata questa campagna elettorale in cui voi 2 candidati avete fatto confronti, incontri con la popolazione? Ma devo dire che gli incontri con la popolazione mi hanno un po' deluso perché non c'era tanta partecipazione e questo lo dimostra anche il fatto che la percentuale dei votanti è scesa. Tezze sul Brenta aveva sempre percentuali molto elevate, oltre il 70-75%, e questa volta invece si è fermata al 58 scarso per cento. Una disaffezione, credo, da parte dei cittadini alla politica, alla vita amministrativa, un comportamento secondo me sbagliato perché qualcuno, se non si decide, qualcun altro decide per te. Una sua impressione sul dato generale dei risultati delle europee? Ma forse c'era anche da aspettarselo, anche qua il dato vero è l'astensione, non so se bisognerà trovare qualche forma per coinvolgere maggiormente la popolazione e farli partecipi anche alle vite amministrativa e politica del nostro Paese. Domande Ferdinando? Mirko, con i nostri ospiti che erano qui in studio, che sì, intanto complimenti anche per questo risultato che è in divenire a Luigi Pellanda, però se vogliamo vedere la situazione da un'ottica diversa, alzando un po' lo sguardo, bisogna che cominciamo a guardare un territorio che si muove in modo compatto e unito. A volte è successo, tante volte non è capitato. È arrivato il momento per il bassanese di cominciare a marciare in una direzione unica? Credo che sia indispensabile, ormai le iniziative all'interno del territorio comunale sono poche, ci sono tematiche quali l'ambiente, la viabilità e tanto altro che devono essere veramente valutate all'interno di un territorio molto più ampio che è quello del comprensorio.
Allora, un tema ovviamente che riprenderemo anche con gli altri sindaci. Noi, Ferdinando, ti restituiamo la linea. Con Simone Squarcina continuiamo il nostro giro. A più tardi. Noi ringraziamo Mirko Cavallini e ovviamente Luigi Pellanda, il suo ospite. Abbiamo un altro ospite in studio, un altro sindaco, un sindaco che era fuori dai giochi in questo momento, Simone Bontorin, sindaco di Romano Dezzelino. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori e soprattutto veramente un complimento ai sindaci riconfermati. Ho delle indiscrezioni che mi arrivano pian piano, per cui vedo che qualche sindaco è già stato riconfermato, per cui ad esempio il sindaco di Solagna, Stefano Bertoncello, ci siamo già scritti, anche Luigi Pellanda so che è in vantaggio, per cui se non è già riconfermato è una questione di veramente minuti, e Mussolente lo stiamo attendendo con ansia, comune confinante con Romano Dezzelino. Mi dicevano che c'erano 435 voti di scarto tra la lista Mazzocco e la lista Bontorin, che non è la mia evidentemente, e di conseguenza anche lì attendo con ansia che arrivino aggiornamenti, perché comunque è un territorio che dopo questa tornata elettorale si dovrà riorganizzare e dovrà trovare anche dei nuovi equilibri, ma soprattutto quelli che sono gli obiettivi a lungo termine. Ecco, allora sindaco, quali sono gli obiettivi a lungo termine? Noi abbiamo bisogno di un territorio forte dal punto di vista di tutto quello che riguarderà il mondo del sociale, dal punto di vista di tutto quello che riguarda il controllo e la sicurezza del territorio, quindi la collaborazione tra polizie locali e le forze dell'ordine, ancora di più rispetto ad oggi. Per quello che riguarda soprattutto la sanità, un elemento che in alcune campagne elettorali è stato un elemento di grande discussione, ma sappiamo benissimo che quando si parla di salute si parla di quello che tocca a tutti noi. È un tema che secondo me è stato abbastanza tralasciato da questa campagna elettorale, riguarda invece il rapporto con le giovani generazioni, con la scuola e col fatto che in un territorio che vede sempre meno nascite, pensare di non aprire gli occhi su quello che saranno le scuole, lo sport, gli investimenti in quella direzione da qui a 10, 15 o 20 anni sarebbe miope, quindi appena saranno confermati i dati bisognerà trovarsi con i sindaci eletti e ragionare prima di tutto a bocce ferme su quelle che sono le direzioni che vogliamo dare al nostro territorio. A proposito di indiscrezioni, ci arrivano alcune informazioni dalle nostre fonti, ve le possiamo dare anche questo, ripeto, sempre da prendere con le pinze come dati. Seggio su Bassano, Seggio 13, la scuola Vittorelli, Campagnolo 142 voti, Finco 94, Pavan 127, Marin 49, Zen 61, quindi si profila davvero quella situazione di cui vi abbiamo parlato prima. Allora, Seggio 12, sempre la Vittorelli, Campagnolo 188, Pavan 218, Finco 126, Marin 49, Zen 106, Seggio 14, Liceo Brocchi, Pavan 163, Marin 19, Campagnolo 138, Finco 69, Zen 80. Vi facciamo un riassunto perché sennò sono numeri buttati lì nel calderone di un pomeriggio lunghissimo che rischiano di non dire niente. Il riassunto è questo: Elena Pavan avanti in molti seggi, tallonata piuttosto da vicino da Roberto Campagnolo. In questo momento Nicola Finco insegue i due concorrenti che sono scattati in avanti, e c'è un divario piuttosto sensibile in questo momento, ma ricordiamo come sempre qui a Bassano ci sono dei quartieri roccaforti che possono ribaltare una situazione da un momento all'altro, quindi sono dati ovviamente tutti in divenire. Gianni Zen e Roberto Marin invece un po' staccati, ci dicono che comunque sia questa la strada che si è presa. Adesso chiediamo al sindaco di Romano Dezzelino, con questi dati lei se l'aspettava, si era fatto un'idea simile? Sono dati che sono drogati, passateci il termine, dalle europee, o a Bassano sarebbe andata comunque così? E in effetti questa notte, guardando i risultati che si profilavano per i partiti, si vedeva su Bassano una differenza sensibile in alcuni schieramenti. Ad esempio Azione ha una percentuale alle europee che è molto più alta che nei comuni limitrofi, e Azione a Bassano ricordo che appoggia Roberto Marin. Fratelli d'Italia leggermente più
bassa su Bassano rispetto ad altri territori contermini, più in linea con la media nazionale rispetto a quello che succede nei paesi che sono meno popolosi, e di conseguenza una tendenza anche su Lega Nord rispetto a quello che era il trend su Bassano. Di conseguenza i dati che stiamo vedendo adesso secondo me un po' riflettono quello che è stata la scelta degli elettori di Bassano per il proprio primo cittadino, e di conseguenza hanno un po' anche influenzato l'andamento per le europee. È evidente che stiamo parlando di dati parziali, ma c'è un trend che fa già capire qualcosa. A proposito di europei, abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche con Luigi D'Agro che insomma, ne ha viste di tornate elettorali, ci parlava di una ciclicità accelerata, ovvero leader che salgono, scendono, leader che restano in auge il tempo di una tornata elettorale e poi cadono. In questo caso invece Fratelli d'Italia sta guadagnando sempre più consensi. A cosa è dovuta questa situazione secondo lei? Beh, commentare i dati dopo un politico di lungo corso come Luigi D'Agro è sempre un problema, perché c'è veramente molta esperienza e nel territorio ne ha portata veramente tanta. E stavamo ragionando con alcuni colleghi sindaci e amministratori nel territorio che ad esempio c'è stata una ciclicità che era quella delle politiche nazionali, sì, poi delle europee, delle regionali, dopodiché questo trend tendeva a lasciare lo spazio ad altri. In questo caso l'Italia si è dimostrata paese stabile nei confronti del resto delle nazioni europee ed è indipendentemente da quello che è la volontà e la sensibilità politica di tutti, è un dato di fatto che la stabilità in questo momento con l'Italia, che è un paese che si è confermato per le proprie scelte, in un'ottica di Francia e Germania, che sono due territori che da sempre guidano l'Europa, soprattutto nelle scelte strategiche, è un ruolo che l'Italia deve ricavarsi e deve sottolineare. Ribadisco il fatto, non guardo quello che è la sensibilità politica, l'Italia ha scelto in modo chiaro, ma va a darci una forza maggiore in Europa. Di conseguenza tenterei di guardare sempre tutto con l'aspetto positivo del dimostrarsi, per quanto riguarda i trend sovranazionali, paese che sa anche trovare una direzione, avere delle idee e confermarle almeno in questo periodo. Capisco che stiamo parlando di 1 anno e mezzo, 2 anni di ciclo, però in questo caso avere le elezioni europee in questa tornata fa capire che l'Italia può guadagnarsi un ruolo in Europa. Allora Sindaco, io adesso abbasso il tono perché la signora Maria Di Fellette non è andata a votare molto probabilmente perché abbiamo visto un disamore verso questa tornata elettorale e soprattutto una distanza siderale fra la gente comune e le politiche europee. Quindi immaginiamo che tutti questi bei discorsi che facciamo su strategia possano interessare molto poco la gente che invece deve fare i conti con le bollette, con l'affitto da pagare, con la sanità che vorrebbe magari più performante, con il sindaco che vorrebbe sempre a disposizione. Ci sono velocità diverse, stiamo parlando di mondi che rischiano di essere incommensurabili fra di loro. Caro Ferdinando, hai ragione e ti riporto l'aneddoto personale, quindi non me ne vogliano gli altri. Ieri molte persone al seggio chiedevano dove trovavano il nome del sindaco da votare nella scheda delle europee. Romano votava solo per le europee, di conseguenza credo che gli amministratori nel territorio facciano la differenza sempre, e parliamo di cose sulle quali io ho provato a esplicarla con un video semplice nei giorni scorsi. Evidentemente Facebook non arriva a tutti e la signora Maria purtroppo o l'ho incontrata al supermercato o in qualche incontro, ma la signora Maria, ho detto spesso e volentieri che l'Italia spende X per il proprio bilancio e l'Europa le permette di spendere X per il proprio bilancio in sanità, permette di spendere X per le politiche agricole, per tutto quello che riguarda anche la difesa, per quello che riguarda l'aspetto sanitario, ed è veramente importante questa cosa. Per cui è sempre più importante ricordarci che se non andiamo a votare, se non siamo stati a votare, domani mattina i nostri eletti al Parlamento europeo rappresenteranno la volontà degli altri che sono andati a votare. B, dobbiamo chiedere al territorio di dare candidati che vengono riconosciuti e nel nostro territorio alcuni sono effettivamente candidati presenti nel territorio, altri erano calati dall'alto, è sempre da dire questo. E la terza cosa è il fatto che con la X e con la scritta di un cognome
si va a influenzare un qualcosa di sovranazionale, quindi anche lì sempre pensare che la propria goccia contribuisce a riempire quel mare di decisioni che vengono prese, ed è importante che tutti facciano la loro parte e soprattutto che la facciano nel momento in cui le cose non vanno bene e si facciano sentire. Non è più la stagione dei grandi scioperi, non è più la stagione delle grandi manifestazioni, le decisioni vengono prese accelerando i cicli delle elezioni, accelerando i cicli della politica, secondo me, e di conseguenza questa velocità nel cambiare può essere anche sintomatica di una volontà dei cittadini di riconoscere che non si ritrovano in chi hanno votato precedentemente e anche della poca lungimiranza nelle promesse fatte. Ecco, questo non succede nei comuni, soprattutto quelli piccoli, perché a parte qualcuno che magari fate un po' fatica ad incontrare, però di solito avete la fila fuori dalla porta di cittadini che giustamente vogliono confrontarsi con il sindaco, e le posso dire che la sua nuova vicina di casa è quasi certamente Elena Bontorin, che ha superato con un rush finale, con un seggio, ci dicono le nostre fonti, Mazzocco, che era saldamente in testa. Quindi in questo momento ovviamente chiedo ai colleghi della redazione di verificare questa notizia, che sarebbe clamorosa. Elena Bontorin, sindaco di Mussolente, ha superato Claudio Mazzocco con un ultimo seggio che mancava, c'era grande incertezza ed è andata invece così. Ripetiamo, finché non arrivano poi le certificazioni, finché non si vede tutto scritto su Eligendo, finché non arrivano le carte firmate dai comuni, si tratta di indiscrezioni che ci danno le nostre 1000 fonti presenti sul territorio. Però, sindaco, fosse così, è una sorpresa o se l'aspettava? Su Mussolente ammetto che c'era dell'incertezza, evidentemente poi le simpatie si tradiscono poco, nel senso che intanto siamo Bontorin di cognome, di conseguenza qualcuno ci ha detto siete parenti, no, purtroppo no, però abbiamo condiviso 7 anni di esperienza amministrativa con la giunta di Mussolente, che è, se questi sono i dati, riconfermata, e di conseguenza, anche se ha cambiato il candidato sindaco, di conseguenza c'è un rapporto in continuità che potrebbe farci collaborare nuovamente su una serie di aspetti che nel tempo purtroppo abbiamo tralasciato, e credo che potesse essere una notizia che i cittadini di Mussolente attendevano. So che c'era veramente tanta battaglia e che le altre 2 liste appartenenti comunque al mondo del centrodestra hanno probabilmente un po' lasciato dei voti qua e là, e questa frammentazione potrebbe aver giocato loro contro. Aspettiamo i voti, ma se Elena è, auguri Elena, in bocca al lupo, ci vediamo presto. Ecco, allora, se questo è l'augurio per Mussolente, per i vicini di casa, invece la sua idea per i vicini di casa di Bassano, dicevamo, magari se l'aspettava, sarà un campagnolo contro uno dei due fra Pavan e Finco, e soprattutto qual è la sua opinione sulla frattura ormai insanabile che c'è stata all'interno del centrodestra? So che lei può dirmi, vabbè, io parlo delle cose di casa mia e i panni sporchi si lavano in famiglia, però se non parliamo dei panni sporchi in una diretta elettorale come questa, non ne parliamo mai più, quindi se vuoi rispondere. Oggi c'è una giornata in cui non è che si può dire tutto, però alcune cose si possono dire. Su Bassano del Grappa effettivamente è innegabile che il ruolo di leadership le competa sempre, di conseguenza se Bassano non agisce da leader crea un danno a tutto il territorio, questo è ormai noto. È evidente che negli ultimi giorni si parlava di un ballottaggio, anch'io ammetto che credo nel ballottaggio, è complicato arrivare sopra il 50% per uno dei candidati, e soprattutto i 2 nomi che si facevano di Pavan e Campagnolo erano i nomi che giravano ultimamente anche tra di noi amministratori. Dal punto di vista dei ballottaggi eventuali è evidente che qui si può parlare, e lo dico con tutta la stima che ho nei confronti di tutti i candidati sindaci di Bassano, che probabilmente non sarà una cosa semplice e probabilmente vincerà chi ha meno nemici, perché è evidente che gli apparentamenti pre-campagna elettorale hanno causato all'interno della situazione politica bassanese delle divisioni che non credo ricomponibili nel breve, e di conseguenza, anche se arriveranno ordini dall'alto,
cosa che immagino, ci sarà qualche difficoltà a convincere i propri supporter, che poi sono quelli che girano casa per casa, a dire vota questo o quell'altro. Di conseguenza l'aver meno nemici in questo momento potrebbe favorire uno o l'altro candidato nel ballottaggio, ammesso che ci si arrivi, ma credo che sia una cosa che va. A questo punto è probabile di sì, ovviamente. Possiamo anche dire, ma ne riparliamo dopo, che potrebbero essere stati proprio gli ordini dall'alto ad aver compromesso un po' la situazione bassanese. Ma vediamo Monica Smiderle nel cuore dell'aggiornamento delle informazioni che ci arrivano dal municipio, quindi le cediamo immediatamente la linea. Sì, rieccoci nuovamente in diretta. Abbiamo raggiunto con il collega Renzo Rigon la sala consigliare del municipio di Bassano del Grappa. Ancora non c'è nessuno, ma insomma è sempre così nelle prime ore dello scrutinio. È appena stata caricata la terza di 41 sezioni, proprio sono appena arrivati in questo momento i dati, un totale di 505 voti validi. Allora li vediamo insieme, visto che è appena stata caricata sul sito. 167 voti per il candidato sindaco Roberto Campagnolo, una percentuale del 33,7%, a seguire Nicola Finco con 155 voti, il 30,69%, Elena Pavan 103 preferenze, 20,40%, è il momento 9,31% con 47 preferenze. Abbiamo sentito prima Manuel Remonato, potrebbe essere la vera sorpresa di questa campagna elettorale, la lista civica cosiddetta dei giovani al momento con candidato sindaco Gianni Zen, a seguire 6,53%, 33 preferenze per Roberto Marin, che esprime insomma le liste Impegno per Bassano e Azione con Calenda. Lo scrutinio delle schede è ancora molto indietro, abbiamo appena visto 3 su 41, quindi le cose possono anche cambiare in qualsiasi momento, ma allo stato attuale questa è la fotografia. Sono state scrutinate le sezioni dell'ospedale per un totale di 12 votanti, quindi ininfluente rispetto al risultato del voto, poi San Michele e Rubbio. In questo momento ci sono i dati di queste tre sezioni. Dalla sala del Consiglio Comunale per il momento è tutto, attendiamo ovviamente che arrivino i rappresentanti non te ne andare. politici bassanesi. Monica, non te ne andare, ti chiediamo un'indiscrezione sui candidati. Tu che sei alla ricerca, alla caccia addirittura di dati e informazioni da questa mattina, dove sono, dove vivono lo spoglio i vari candidati? Abbiamo qualche informazione? Sì, abbiamo qualche informazione. Allora, Gianni Zena è il momento, siamo passati presso la sede elettorale di via Marinali ed è in arrivo, era a casa fino a pochi minuti fa, mi dicono che arriverà intorno alle 4. Elena Pavan è nella sua sede elettorale di via Vittorelli, al momento ancora bocche cucite, sono pochi insomma i voti, i risultati che sono stati caricati al momento, c'è qualche indiscrezione ma ancora il sindaco uscente non parla. Poi insomma a Campagnolo pare ci sia una conferenza stampa alle 17, non parlano i suoi, sono tutti insomma in silenzio stampa al momento, ma appunto hanno annunciato questa conferenza stampa alle 17. Roberto Marin l'avevo sentito questa mattina, mi diceva resterò al lavoro fino alle 16, alle 17, poi arriverò a Bassano. Non l'abbiamo sentito, abbiamo incontrato Giulia Bindella nel seggio di San Vito, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Queste sono le informazioni che ho in questo momento. Grazie Monica, allora ci risentiamo poi quando ci sono novità da Bassano. Noi abbiamo ancora qui Simone Bontorino. Allora vediamo Simone sul volto di candidati, sindaci e consiglieri una certa tensione in tutti quelli che abbiamo sentito, anche in quelli che sono praticamente certi di avere, di andare al ballottaggio. Come si vive un momento come questo?
Allora, questa è la parte più bella e interessante. Aspetta, Sindaco, le chiediamo, forse abbiamo un momento importante, stiamo pure su Bontorin, non ancora, abbiamo visto un po' di applausi da un monitor che abbiamo qui, ma ci andiamo dopo al volo se è il momento. Le chiediamo scusa, prego. Ci mancherebbe, se c'è qualcuno da interrompere fatelo sempre. L'attesa dello spoglio è importante, i rappresentanti di lista sono i primi che danno dei trend ed è sempre buono avere una propria squadra che già dà le informazioni e crea quei trend, quelle percentuali che poi ti permettono di dire in anticipo rispetto ai dati ufficiali su Eligendo come vanno le cose. Ricordo benissimo il 2017, l'anno in cui abbiamo vinto per 380-400 voti su un candidato sindaco che usciva da 3 mandati e è stata veramente una cosa fenomenale. Abbiamo appreso della notizia alla notte e di conseguenza è stata una notte di festeggiamenti, ma soprattutto c'è quel spirito di gruppo e di tensione che si vive insieme e che va a cementare ancora di più quello che è il rapporto di una lista. Credo che tante cose nascano tra la campagna elettorale e la notte o il pomeriggio delle elezioni, di conseguenza auguro a tutti di godersi questo momento, anche quando va male. Ricordo che nel 2012 abbiamo perso delle elezioni convinti di poter fare il risultato, non ci siamo riusciti, però quella cosa è stata quel motivo che ci ha fatto lavorare ancora di più. Allora, adesso noi abbiamo visto invece un po' di movimento a Campo San Piero dove c'è Chiara Gaiani in collegamento per noi, abbiamo visto degli applausi, appunto uno di quei momenti di cui ci parlava il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, ci pare di capire che ci sono notizie interessanti, Chiara. Sì, buongiorno ai telespettatori, siamo con Katia Baccarrone, sindaco fino ad adesso, sindaco in pectore, mancano 2 sezioni ma ormai insomma ci siamo, ha ricevuto già anche la telefonata di Giovanni Torresin del suo sfidante. Sì, esatto, mancano due sezioni ma insomma l'andamento ormai è chiaro e siamo in vantaggio pressoché su tutti i seggi e quindi possiamo dire che l'obiettivo l'abbiamo centrato. Ecco. Come sentite? C'è il grande entusiasmo all'interno della sede elettorale che si trova proprio a 2 passi dal municipio. Lei sarà sindaco per la 3ª volta di Campo San Piero. È un macigno sulle sue spalle, sindaco? Beh, è una grossa responsabilità, però è anche un onore. L'ho fatto per i 10 anni, l'ho fatto con grande impegno insieme a 2 squadre che mi hanno accompagnato in questi anni splendide e anche quella che ho adesso insieme. La squadra è uno dei nostri punti di forza e abbiamo lavorato tantissimo e quindi credo che le persone ci abbiano riconosciuto anche interventi concreti che abbiamo realizzato in questi anni e tanti che ne abbiamo ancora da realizzare. Abbiamo attraversato dei periodi molto duri in queste ultime settimane, ci siamo trovati sull'argine vero più volte e in questo momento non posso non pensare ai cittadini nostri che ne stanno ancora subendo le conseguenze e che saranno tra i primi insomma di cui cercheremo di occuparci, ecco, per quello che sarà possibile. Per cui un grande onore, viva Campo San Piero e avanti tutta, buon lavoro che ce n'è molto da fare. Ma... Tra l'altro Campo San Piero si sta preparando perché il 13 giugno è festa anche qui, Sant'Antonio, proprio a ridosso del santo questa 3ª elezione. E questa volta il voto è arrivato proprio fra 3-4 giorni, c'è la festa di Sant'Antonio, è la nostra caratteristica fondamentale e quindi ci affidiamo sempre a lui per tante cose e sicuramente la popolazione lo sente moltissimo come tema e cosa che ci caratterizza, ma Campo San Piero ha molte caratteristiche bellissime, è un centro importante, è un centro territoriale importante di servizi di primissimo livello e questo è qualcosa in cui ci siamo sempre dedicati e continueremo a farlo. Ecco, c'è una cosa a cui vuole dedicare questa 3ª vittoria? Potrei dedicarla a chi mi ha spinto 10 anni fa e che oggi non c'è più e chi mi conosce sa di chi sto parlando. Scusate perché credo di avere capito a chi si riferisce il sindaco e avrebbe voglia di abbracciarla. Se hai domande da studio, Ferdinando. Chiara, abbiamo visto proprio durante, ne stavamo parlando con Simone Bontorin che è qui in studio con noi e abbiamo visto gli applausi, abbiamo visto il momento concitato e il sindaco di Romano Dezzelino ci diceva appunto che sono in questi momenti che si cementa, si dà forza a un gruppo. Com'è il gruppo lì? Com'è l'aria lì?
Ma allora, l'aria è frizzante, quella delle elezioni, quella delle attese, ma io lo chiederei proprio a Katia Maccarrone, com'è il gruppo di persone che l'ha sostenuta in questo cammino e che l'ha convinta anche a ricandidarsi? L'abbiamo deciso insieme, ovviamente tutto il gruppo allargato, che qui ne vedete una rappresentanza, quindi la squadra direttamente impegnata, ma anche tutto il gruppo che ci sostiene. Siamo in tanti, è un progetto in cui crediamo, ci abbiamo continuato a credere e ci abbiamo lavorato. È stata una campagna intensa, devo dire, molto impegnativa, e quindi ci abbiamo creduto e l'obiettivo adesso è raggiunto. Ecco, se mi consenti aggiungerei una domanda relativa al ruolo della Federazione dei Comuni, perché Campo San Piero, diciamo, è il centro di questi 10 comuni dell'Alta Padovana, un ruolo che lei difende, un ruolo che lei rivendica, Sindaco. Ma sicuramente la Federazione, noi ci crediamo, è un valore aggiunto per tutto il territorio. Ci sono territori che non hanno questa fortuna. Moltissimi progetti territoriali ormai noi li realizziamo proprio perché abbiamo questo ente, dal turismo che ci siamo scoperti avere anche come caratteristica tanti aspetti anche tecnici che magari il cittadino non vede, ma che in realtà sono fondamentali per i nostri comuni, e quindi anche su questo avanti con nuove strategie per il territorio. Ecco, se non hai altre domande ringrazierei davvero Katia Maccarrone, le congratulazioni di tutti noi, e ringrazio il collega Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, ovviamente i complimenti alla sindaca, ma abbiamo sentito durante questa intervista il sindaco Simone Montorini, intanto molto vicino a questa vittoria, ma anche un po' invidioso, se ci consente, per la federazione di cui ha appena parlato la nostra collega con la sindaca. Prima di tutto le congratulazioni al sindaco di Campo San Piero riconfermato, con la quale abbiamo lavorato in ETRA a lungo nel periodo in cui ero presidente del Consiglio di sorveglianza. E la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese è una di quelle realtà che spesso noi invidiamo per la capacità di creare relazioni e di creare collaborazione tra comuni in modo formale. Non ci sono unioni di comuni, ma è una federazione. Peccato non si possano più fare, perché quello sarebbe veramente un buon esempio da replicare, sia per quello che ha creato nelle facilitazioni tra i comuni, sia per il ruolo che si è ricavata non solo nel circondario di Comune Campo San Pierese, ma ben oltre. Basti pensare alla centrale unica di committenza della federazione, che è spesso utilizzata dai comuni limitrofi e non solo per la propria efficienza. E con l'Unione Montana Bassanese abbiamo deciso qualche tempo fa di replicare quella struttura. È evidente che una struttura che funziona va presa ad esempio, proveremo anche noi a fare la stessa identica cosa. Sindaco, grazie per essere stato con noi, adesso la lasciamo, sappiamo che sicuramente, l'abbiamo visto, non ha mai mollato il telefono un attimo, perché gli stanno arrivando informazioni da tutti i comuni, qualcuna ce l'ha data, qualcuna da buon sindaco se l'è tenuta per sé, ma siamo certi che ci sarà modo di riparlarne. Grazie per essere stato con noi. Grazie infinite a voi e grazie ai telespettatori. Allora, noi andiamo avanti con la nostra diretta e andiamo a Cartigliano, anzi torniamo a Cartigliano, dove ormai ci pare acquisito il risultato. Vediamo il sorriso sul volto di Mirko, un po' meno sorridente invece Germano Archella, forse un po' provato dalla giornata. No, io sorrido, ma anche lui sorride, perché insomma il 72% non è poco. No, anzi, non me l'aspettavo il 72%, anche perché, a dire la verità, avevo preso un po' di paura quando ho visto i risultati delle europee. Vedere Fratelli d'Italia con un risultato a Cartigliano così elevato, ed essendo loro che appoggiavano la lista che avevo in contrapposizione, non nego che qualche timore ce l'avevo. Comunque questa è la dimostrazione che a livello locale, soprattutto nei piccoli comuni, quello che pervade è la persona, la squadra, ed è proprio per questo che io mi sento il dovere di ringraziare la squadra di questi 5 anni stupendi che abbiamo passato, e la nuova squadra che si mette a disposizione per governare i prossimi 5 anni e rendere Cartigliano ancora migliore. Una novità recentissima di Cartigliano è l'inaugurazione di Piazza della Concordia. Sì, l'abbiamo inaugurata un mese fa all'incirca, ci ha portato bene, Luca Zaia ci ha portato bene,
ma non è soltanto Piazza della Concordia. Sono state fatte molte opere, ma le opere più importanti secondo me le abbiamo fatte nel diritto allo studio, nel sociale e altro, perché l'opera pubblica è importante, ma soprattutto dopo la pandemia quello che è importante è supportare tutti i cittadini nel miglior modo possibile. Ecco, adesso allora questi prossimi 5 anni quali priorità avranno? Beh, la priorità numero 1, oltre a terminare la scuola materna che si doveva inaugurare a settembre, ma purtroppo per un discorso di tempi che non arrivano gli arredi, ne approfittiamo della finestra di vacanza a dicembre, dunque sarà a gennaio, portare avanti il grosso progetto del Brolo dei Gelsi, questo villaggio per anziani autosufficienti che abbiamo ottenuto patrocinio da tutti i comuni del territorio. Dunque è una struttura molto importante non solo per Cartigliano ma per tutto il territorio. Anche qui, Ferdinando, ti chiedo se hai domande. Mirko, il sindaco ha già in parte risposto, ma è una domanda che stiamo facendo a tutti i sindaci eletti o neoeletti. Questo è un territorio che deve riprendere a marciare verso una direzione ben precisa, se non unitaria, però almeno che sia più o meno quella, perché il rischio è quello di perdere in 1000 fiumiciattoli diversi delle forze che invece potrebbero andare unite. È d'accordo il sindaco in questo? Sappiamo che Germano Racchella è uno che fa tanto lavoro di squadra, l'ha sempre fatto e insomma pensiamo che lo farà anche in futuro. Beh, sono d'accordissimo, anche perché è il futuro dell'amministrare. Da soli non si va da nessuna parte e dunque il gioco di squadra è una cosa fondamentale. Basti pensare anche a Marostica con il centro Alzheimer, che tutti assieme abbiamo portato a casa quell'importante investimento che a breve si inizierà a costruire questo centro. E anche spero nel Brolo di Gelsi succeda questo, ma non dimentichiamoci un'altra questione molto importante che fa parte della nostra storia, della nostra cultura, e lei lo sa quanto ci tengo, che tutti assieme dobbiamo risolvere e fare squadra per ottenere i contributi per la salvaguardia del Tempio Ossario di Bassano del Grappa. Questo è, Ferdinando, un altro tema che ovviamente continueremo a seguire. Qual è la prima cosa che ha pensato appena è arrivato il dato mentre era a casa, come da sua buona tradizione? Beh, la prima cosa che ho pensato è che fare una campagna elettorale senza criticare, senza raccontare bugie, stando in mezzo alla gente, ma soprattutto dimostrando che c'è vera passione nel fare l'amministrazione, paga sempre. Germano Racchella, allora, per i prossimi 5 anni ancora sindaco di Cartigliano, qui da Villa Morosini Cappello è tutto, noi fra poco continuiamo il nostro giro direzione est stavolta. Noi ringraziamo Mirko Cavallini, ovviamente i complimenti vanno a Germano Racchella, lo aspettiamo qui nei prossimi giorni per approfondire tutti i temi di questa tornata elettorale che approfondiamo invece con un nuovo ospite, Alessandro Campagnolo. Buongiorno, grazie per essere venuto qui in diretta nel nostro studio a commentare questa tornata elettorale. Buongiorno a voi, non sono molto esperto in questi commenti, però mi rendo conto che ci stiamo proponendo come il terzo incomodo che lascerà aperta la prospettiva fino all'ultimo momento dal mio punto di vista. Ecco, ci spieghi queste sue parole, cosa intende? Parliamo di dati che arrivano dai vari seggi o parliamo di una situazione più generica di questa campagna elettorale? Parlo di tutte e due le situazioni. Non eravamo attesi, siamo arrivati all'ultimo momento se vogliamo, ci siamo impegnati molto sul territorio. È chiaro che il sostegno alla figura di Nicola Finco era fondamentale e rimane fondamentale per tentare di cambiare la direzione della nostra Bassano. I dati ci stanno in qualche modo dando ragione perché siamo a pochissima distanza sia dal mio omonimo Roberto Campagnolo sia dalla sindaco uscente Pavan e quindi io mi permetterei quasi di dire che i conti si fanno alla fine, i morti si contano alla fine. Quindi possiamo dire, noi abbiamo avuto dei dati che ci sono arrivati da alcuni seggi sparsi, possiamo dire che in questo momento è ancora tutto da decidere, la partita è apertissima? L'esperienza per valutare non ce l'ho, ma da quello che vedo dai dati che arrivano dalle varie sezioni
mi sembra che è molto fluida ancora la situazione. Si è puntato fino adesso sul centro, i dati che arrivano sono più che altro dal centro. Voglio vedere le periferie come si sono comportate. Certo, non aiuta a interpretare i numeri l'astensione che ha superato il 45%, questo forse è l'unico dato veramente negativo di queste elezioni. Eppure possiamo dire che i temi di questa campagna elettorale, soprattutto per quanto la riguarda, erano molto vicini alle esigenze delle persone. Si è parlato tantissimo di sanità, si è parlato di sicurezza, perché ricordiamo che più volte abbiamo sentito le sue idee, le sue proposte sul campo della sicurezza. Ricordiamo anche la sua esperienza prima di dare risposta a questa domanda. Certamente, io ho proposto competenza e determinazione nel valutare esattamente i problemi che sono sul terreno, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, che è il campo in cui io mi ritengo molto competente. È chiaro che se non dovessimo mai farcela come centro, non vorrei sentire lamentele dopo quando magari viene posta l'attenzione in situazioni di difficile gestione e non c'è adeguata competenza. Io prendo atto di qualsiasi risultato. Certo, se parliamo di determinati argomenti bisogna essere preparati, altrimenti facendo politica senza essere sostanzialmente preparati si rischia di fare brutta figura. Quindi io auspico che i bassanesi si siano resi conto minimamente di quanto io proponevo e continuo a proporre, e aspettiamo i risultati fiduciosi. Anche perché abbiamo visto, e la realtà dei fatti ce lo conferma, soprattutto negli ultimi tempi una certa china discendente su Bassano riguardante episodi di degrado, riguardanti episodi di criminalità. Quindi un tema, quello della sicurezza, che interessa i cittadini proprio appena fuori dalla porta. Lei che è stato molto vicino alla gestione dell'ordine pubblico a Bassano per anni, ritiene che effettivamente ci sia un cambiamento in peggio di queste vicende? Mi viene da dire che gli episodi che lei indica di degrado e di sregolatezza in determinati ambiti della città vengono aumentano proporzionalmente con la diminuzione della tensione sulle forze dell'ordine. Cioè, cosa intendo? Intendo dire che se c'è degrado, se c'è aumento della violazione delle regole, vuol dire che c'è probabilmente anche un disinteresse verso le situazioni che portano a coprire il territorio da parte delle forze dell'ordine. C'è un equilibrio che deve essere rispettato. Se vogliamo dare una risposta certa in termini di sicurezza e anche di gestione dell'ordine pubblico, bisogna saper riconoscere le esigenze delle forze di polizia. Le forze di polizia coprono il territorio nella misura in cui ci siano forze per coprire il territorio, altrimenti si rischia di arrivare in ritardo. Il ritardo poi deve essere recuperato. Io mi sono proposto, per dire, ho gli elementi, le competenze e i canali per poter correre ai ripari in tempo in tempo reale. Questa è un'ottima risposta, ma si apre un'altra domanda. Con i dati che abbiamo visto in questa campagna elettorale, è una politica che intende prendersi cura di queste situazioni, o è una politica invece che da qui in avanti continuerà a guardare solo all'ordinaria amministrazione e non, come hanno chiesto metà degli ospiti presenti qui oggi, ai prossimi 10, 15, 20 anni? Mi ha dato l'impressione che ci sia stata una corsa arrembante a coprire le risposte dei cittadini, che sono risposte molto parziali, perché, come ho detto prima, col 45% di astensionismo vuol dire che non si è arrivati a catturare l'attenzione vera e l'interesse della città. Non credo che il contrasto tra destra e sinistra possa portare un utile risultato nei veri temi di cui Bassano ha bisogno.
Bassano ha bisogno di risposte vere e queste abbiamo tentato di proporle, queste risposte, con il centro. Adesso vediamo, intanto vediamo il risultato elettorale e poi auguri a chi vincerà, però non credo che ci siano idee molto chiare nel saper gestire, almeno per quanto mi riguarda, la sicurezza e l'ordine pubblico. Allora, che campagna elettorale è stata per lei? Immaginiamo che, ci perdoni se diciamo una cosa non esatta, immaginiamo che fosse un po' una campagna elettorale nuova per lei dopo il lavoro che aveva fatto, dopo le sue esperienze. Che campagna elettorale è stata qui a Bassano? Ho visto tante rincorse con vari soggetti che correvano spasimati a rincorrere coi bigliettini i cittadini, e ho notato da parte dei cittadini un sostanziale disinteresse, oserei dire anche fastidio. Non ho visto grandi personalità nel proporre i veri temi di cui Bassano ha bisogno. Quindi mi è sembrato, come ho detto prima, una rincorsa a catturare il voto, anche se si sapeva già dall'inizio che era un voto molto parziale. Quindi una campagna elettorale, dal mio punto di vista, monca. Il centro ha avuto il coraggio di proporre temi veri e non proclami. Se non abbiamo avuto questa attenzione, vuol dire che Bassano non è ancora pronta a recuperare questa sensibilità e un po' di amor proprio, oserei dire. Allora, prima di disperarci, vediamo come va a finire oggi. Noi ringraziamo Alessandro Campagnolo per essere stato ospite qui con noi in studio. Vedremo come va a finire. In bocca al lupo. Grazie. Grazie mille. Noi ritorniamo in studio, ma solo per lanciare, scusateci, per lanciare la pubblicità e poi avremo altri ospiti, altri collegamenti, perché abbiamo tantissime cose da dirvi. Arrivano notizie anche clamorose da alcuni comuni del territorio.